parte lunedì 4 novembre 2024 dopo un lungo ponte, un ponte anche che dovrebbe essere stato di riflessioni. Non ho il microfono, mi dicono tutto in diretta, non so dove è andato, ma la mia voce si sente, non si sente? Eccolo qua, l'ho trovato, la Mirella fa tutto in diretta e trova, eccolo qua. E perciò questa mattina parleremo di fragilità, anche questa mattina, perché voi sapete che è un tema che riguarda tutti noi, un tema poco ascoltato, e soprattutto queste fragilità che veramente non sanno più dove sbattere la testa. Molti sono in campagna elettorale, perciò molte porte chiuse, telefonini che non rispondono. E cosa fanno queste persone? Cercano di rivolgersi o al loro sindaco, se è l'unico che forse riescono a trovare, oppure agli amministratori di sostegno, oppure agli empori solidali. Però tutto il resto è noia. Ne parleremo questa mattina con l'avvocato Enrico Villanova del Foro di Treviso. Grazie avvocato di essere qui. Saluto anche da Osimo Rossano Bartoli, presidente Fondazione Lega del Filo d'Oro. Grazie anche lei presidente di essere tornato a trovarci. Buongiorno. Buongiorno presidente Bartoli. Allora io inizierei proprio dall'avvocato Villanova, un avvocato che oltre a fare l'avvocato è anche amministratore di sostegno per le fragilità, e vorremmo anche capire, avvocato, la funzione dell'avvocato di sostegno, questo operatore importante, soprattutto cosa deve fare e cosa non deve fare. Perché io ricevo delle telefonate e mi dico non lo trovo mai questo avvocato che è il mio tutto, ecco, non riesco a capire. Ecco, allora ci spieghi il ruolo che ha l'amministratore di sostegno, che è molto importante, visto che non ce lo spiega mai nessuno. Prego, avvocato Villanova. Allora, partiamo subito dicendo che la normativa sull'amministrazione di sostegno è una norma di alta civiltà. Di alta civiltà perché prende parte nel 2004-2005 e si affianca a delle misure di tutela che preesistevano, quali erano l'interdizione e l'inabilitazione. Misure pesanti, perché la persona che veniva giudicata interdetta diventava un minus habens, praticamente una persona che era meno ancora di un minore, perché si trovava privo della possibilità di votare, privo della possibilità di decidere alcunché. Il tutore aveva manu militari, il potere di decidere qualsiasi cosa al suo posto. L'inabilitazione, che privava una persona della disponibilità del proprio patrimonio, si trovava costretta a dipendere per ogni singolo centesimo. L'amministrazione di sostegno parte da un altro principio, è quello di mettersi accanto alla persona. C'è una bellissima sentenza di quest'anno della Corte di Cassazione che definisce l'amministratore di sostegno un facilitatore. Cioè una persona che si affianca. Poi per carità, attualmente dopo un primo periodo da parte dei tribunali di gestione affiancata delle due misure, quelle vecchie e quelle nuove, cioè l'interdizione da una parte che veniva attuata per persone che erano in stato neurovegetativo di grave compromissione delle proprie capacità cognitive e di capire le conseguenze delle proprie azioni. Attualmente i tribunali hanno accantonato, a meno che non ci sia proprio una richiesta pressante, hanno accantonato la misura della interdizione e l'inabilitazione, per cui si parla solo di amministrazione di sostegno. È il giudice tutelare che procede o di impulso dei servizi sociali, che sono i casi normali, su segnalazione della Procura della Repubblica, quando ci sono delle questioni di allarme sociale che siano state filtrate e pervenute sul tavolo su indicazione dei carabinieri o degli agenti di polizia giudiziaria, oppure su richiesta dello stesso interessato, dei suoi familiari, provvede a una audizione della persona, perché anche in primo luogo in un paese civile la persona deve essere sentita, si deve cercare di capire se abbia delle fragilità o meno. Per dirle, ci sono dei procedimenti che partono per una preoccupazione ai familiari e si chiudono con un non luogo a provvedere, in quanto
la persona, una volta sentita dal giudice tutelare, dimostra di avere le capacità critiche, la coscienza delle conseguenze delle proprie azioni, la capacità di che cosa significa utilizzare le proprie risorse, risparmiare e fare delle programmazioni economiche. La casistica delle amministrazioni di sostegno è estremamente varia, va dalla persona che ha una ludopatia e quindi tende a spendere il proprio patrimonio nelle macchinette o nei grattavinci, la persona che si trova impossibilitata a gestirsi perché è un caso di decadenza cognitiva, per cui tende ad andare in banca, preleva i soldi, ritorna, li butta via oppure li regala. C'è la persona che ha proprio una patologia psichiatrica e qui molto spesso l'amministratore di sostegno deve fare, oltre che il facilitatore, anche un po' lo psicologo, cercare un po' di entrare, fare un minimo di sostegno di tipo umano a persone che affrontano questa esperienza con una grande solitudine, vuoi perché non hanno parenti, vuoi perché se i parenti ce l'hanno si sono disinteressati o cercano, dopo una vita passata accanto a una persona problematica, di delegarlo all'amministratore di sostegno o alla... Ogni quanto, scusi avvocato, ma devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno anche se è un'ora. Ogni quanto si confronta questa persona con l'amministratore di sostegno? Com'è questo percorso? Perché noi siamo curiosi. Allora guardi, ogni percorso è a sé stante. Diciamo che io ho preso l'abitudine, ritengo che sia una cosa anche doverosa, di dare il mio numero di cellulare di servizio alle amministrazioni di sostegno, per cui dico il mio telefono è sempre acceso, 24 ore su 24, sabato e domenica. Per farle un esempio, mi hanno chiamato dalla casa di riposo per dirmi che una signora di cui sono amministratore di sostegno, persona affetta da demenza, quindi è stata ricoverata per una polmonite ab ingestis. Mi sono confrontato sia il sabato sia la domenica con il personale della casa di riposo e poi con quelli dell'ospedale. Abbiamo convenuto per il ricovero in ospedale, poi a tamburo battente ho avvisato la sorella e la nipote, cioè le uniche persone che questa signora ha, e mi tengo continuamente in contatto. Anche perché la fragilità non va in vacanza, assolutamente. Il sabato e la domenica, perciò trovo giustissimo, io come amministratore di sostegno le dico reperibile l'amministratore di sostegno. Io non ho assolutamente né sabati né domeniche. Ecco. Poi... Quello che però, mi scusi avvocato, ce l'hanno i servizi sociali. Io è anni che combatto perché non intendo sentire che il servizio sociale chiude alle 13 del venerdì e fino a lunedì mattina. Guardi, se non hai la sensibilità di qualcuno non trovi nessuno. Però andiamo a sentire, devo correre, poi ritorniamo naturalmente avvocato Villanova, da Rossano Bartoli, presidente Fondazione Lega del Filo d'Oro. Com'è la situazione, presidente? Cosa ci racconta? Racconto che ci stiamo avvicinando al nostro compleanno dei 60 anni. A dicembre la Lega del Filo d'Oro festeggia 60 anni di vita, è un traguardo significativo durante tutti questi anni, in particolare negli ultimi 20 anni, grazie anche a un grande aiuto che abbiamo avuto da tante persone. Diciamo che c'è stata la possibilità di ampliare i servizi. Oggi la Lega del Filo d'Oro è presente in 11 regioni con servizi diversi e c'è un progetto, diciamo, di continuare ad andare anche in quelle regioni dove ancora non siamo presenti. Perché questo? Perché c'è un grande bisogno, perché le persone che vivono la condizione della sordocecità e anche della pluridisabilità sono veramente tante, sono tante le famiglie e spesso veramente sono abbandonate a loro stesse. Quindi noi cerchiamo, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità, di aiutare quante più famiglie possibili che vivono questa difficile situazione.
i risultati che si stanno ottenendo dal punto di vista del raggiungimento di capacità a livello personale del singolo di essere autonomi, di comunicare seppure con sistemi diversi, l'utilizzo sicuramente delle tecnologie, soprattutto le tecnologie assistive, cioè l'uso diciamo di strumenti adattati che consentono anche a queste persone, magari in modo elementare alcune volte, in modo invece elevato in altri casi, di comunicare con il mondo esterno. Quindi questa diciamo, attività che parte nel lontano 1964 per iniziativa di una donna sordocieca, per iniziativa di un giovane sacerdote, di un gruppo di volontari, via via diciamo, è cresciuta e questo ci dà la forza e la volontà per continuare diciamo, questa crescita, per andare sempre più vicino alle famiglie, vicino ai luoghi dove abitano queste persone. Allora sentiamo Rinaldo da Venezia, così liberiamo il centralino. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Noi stiamo parlando di un problema che si vede come il cucco. Se per aiutare la povera gente, va bene, una trafia del genere da fare, facciamo vergogna noi altri, che facciamo ma come se può una persona che ne va a aiutare è da fare una stisa dei problemi, di risolvere 100.000 carte, ma dove siamo arrivati? Noi non siamo, ma porca la miseria, avremo tutta la tecnologia che vogliamo, basta struccare un bottone e chissà cosa che ho di pensione, cosa che mangio, e per aiutarmi non ti mi trovi, o se non mi tocca telefonarti 47 volte. Ma se siamo Dio torsi in giro, tutta questa gente che capisce, conosce il problema, ma il problema resta sempre Ma stiamo parlando di cosa, Mirella? Sdeggiamoci, questo problema qua è un fastidio per i politici, non interessa, solo quando che le votazioni si fa bere bravi, o con la bocca, ma acqua e sacco, il mio paese non fa fritto, bisogna di soluzioni concrete, sappiamo chi che è questa gente, non vada da loro da noi altri, dobbiamo andare noi altri da loro a domandare le cose che ha bisogno. Adesso te lascio perché so che non Grazie, tanto grazie tempo. caro Rinaldo, abbiamo sentito la riflessione di Rinaldo, in parte do ragione a Rinaldo perché tanta burocrazia, tante carte, ecco l'avvocato Villanova ne sa qualcosa, ecco per prendere anche qualche spicciolo, queste fragilità che l'avvocato segue hanno bisogno di una montagna di carte, di autorizzazioni, mentre la realtà dovrebbe essere molto più semplice, più semplificata. Non le sembra, avvocato, che forse si sono accanniti troppo nel mondo del volontariato e nelle fragilità? Io ho un emporio solidale, le posso assicurare che ho dovuto prendere il commercialista perché sennò non ne venivo fuori. Ecco, stiamo parlando del mondo del volontariato gratuito, stiamo facendo una montagna di documentazione che ho detto anche l'altro giorno, non so neanche se la leggeranno, non riesco a capire tutte queste robe che dobbiamo scrivere, ecco, e dichiarare, mentre i problemi sono altri, sono i problemi che ormai le famiglie, anche lavorando in due, non riescono più ad arrivare a fine mese, devono rivolgersi all'emporio solidale per questa borsa. Delle volte firmo e ho avuto anche altri presidenti di associazioni perché l'ISA è superiore, ma capisci bene, uno che capisce che non possono mangiare la casa o i tappeti, non riescono a fare la spesa, i figli crescono, hanno bisogno di tante cose, e se non le hanno questi ragazzi, una parte di loro poi prendono dei percorsi veramente incredibili e pericolosi. C'è tanto da fare, però siamo lontani anni luce. Mi scusi se glielo dico, avvocato Villanova, ma io non vedo nessun avvicinamento alla fragilità, anzi stanno dividendo sempre di più. Prego, avvocato. Ma guardi, io posso anche essere d'accordo con lei, ci sono delle quantità di carte che dobbiamo fare. Con il febbraio del prossimo anno io dovrò fare una serie di ISEE che sono il punto di partenza, non il punto di arrivo, per ottenere un aiuto da parte del pubblico. Punto di partenza, ascoltate bene l'avvocato. E qui iniziano i problemi, perché molte
persone che sono soggette a tutela vivono in nuclei familiari, quindi io per poter ottenere il cosiddetto ISEE ristretto sociosanitario, che serve per un ragazzo o una ragazza che è in comunità, ovvero per una ragazza che deve entrare in una comunità, se non ho l'ISEE non vado da nessuna parte. Io come amministratore di sostegno posso accedere alle indicazioni economiche della persona di cui sono amministratore, ma non posso accedere alle indicazioni che mi arrivano dai parenti, per cui ci sono delle situazioni in cui sono costretto a fare un ISEE con anomalie che non viene accettato, quindi pur essendoci delle situazioni di gravità, molto spesso i parenti stessi dicono ma ci aumentano le tasse, ci tolgono questo, e ammesso in un concesso che si arrivi ad avere l'ISEE, nella stragrande maggioranza, questo non è condizione da sola sufficiente per avere un aiuto, perché poi qui si aprono 20.000, per dirle, c'è un bando recentissimo dato dalla Regione che dovrebbe durare un anno, che prevede una erogazione di un sussidio di 400 euro al mese, ma qui bisogna avere un ISEE che sia sotto un certo importo. Parliamo di 40.000 euro, lei mi dirà, beh, ma cosa ci vuole? Poi bisogna avere la scheda di unità valutativa multidimensionale. Cos'è? Noi siamo in Italia pieni di acronimi. La SVAMA? No, una specie, insomma, una specie di SVAMA è una scheda valutativa che fa il medico di medicina generale sulle condizioni della persona. Con questo poi si fa una richiesta al distretto per poter essere inseriti in una graduatoria che può servire per l'inserimento in diurno, per l'inserimento provvisorio, per l'aiuto di sofferenza, per i SAPAC, altro acronimo. Fermo avvocato, perché abbiamo Gianni da Fieso d'Artico, se no mi cade la linea, ma riprendiamo subito. Vai Gianni. Pronto, salve, scusate il disturbo. Prego, io ho prego, già contattato voi tempo fa. Prego. Perché la situazione in Italia è abbastanza strana, diciamo, ci sono gli amministratori di sostegno, io per mia madre ho avuto l'amministratore di sostegno che mi ha creato solo problemi. Mi sentite? Sì, sì, benissimo Gianni, prego. Perfetto. Allora, è venuto questo amministratore di sostegno, nel 2018 a maggio avevano già fatto 2 prove, 2 praticamente interventi, uno psicologo, è intervenuto uno psicologo e 2 volte geriatriche per far accettare mia madre il fatto che lei era incapace di intendere e volere. La cosa non è passata, ci sono stati molti problemi, sono riuscito a cambiare l'amministratore di sostegno, non dico come, ne sono arrivati altri. Praticamente mia madre, avevamo dei problemi abbastanza di violenza in casa, mio fratello era stato allontanato. È stata fatta una comunicazione subito, è stato detto cerchiamo di fare degli interventi quando arriva mio fratello, delle visite protette e cose fatte. Non è stato fatto niente, la cosa è andata avanti, come ho detto è stato poi l'intervento, scusate sono un po' emozionato, le cose sono andate avanti, io facevo rappresentante della sicurezza, ho fatto molti segnalazioni, ho chiesto le visite protette, ho chiesto che mia madre avesse un minimo di possibilità di comprarsi qualcosa, non è stato mai dato un centesimo a mia madre e avanti di questo genere. Quindi mia madre è molto rabbiosa, è stata tenuta per 3 anni in una camera come un vegetale, ho chiesto nel 2017 che fosse fatto un servoscala e il giudice ha emesso un provvedimento di vendere le 2 case per fare una stanza giù. Io ho fatto il servoscala, sono stato buttato fuori perché mia madre mi aveva assunto come badante. Obiettivamente, se adesso sono in pensione per merito di mia madre che mi ha pagato i contributi, ma io ero obbligato a stare a casa perché la badante veniva 5 giorni alla settimana per 3 ore, per 5 ore. 3 ore al sabato e 1 alla domenica. E mia madre aveva l'accompagnatoria che è stata ottenuta. Io ho fatto con l'assistente sociale, abbiamo cercato di fare l'accompagnatoria e mia madre era in ospedale. Hanno fatto la visita in ospedale e non è stata accettata. Poi è stata fatta dall'amministratore di sostegno ed è stata accettata e non so perché. Comunque mia madre aveva l'accompagnatoria, non poteva essere lasciata da sola e io in giugno sono stato
buttato fuori, mi hanno licenziato dal fatto di essere badante e comunque ho dovuto seguire mia madre, perché io ho sempre dato le medicine a mia madre, anche perché le badanti che venivano non erano in grado di dare le medicine. Chiaro, Ci sono Gianni, stati dei adesso casi. facciamo rispondere l'avvocato Villanova. Grazie Gianni, un abbraccio. Ha capito perché l'ho invitata, avvocato Villanova, per spiegare, per capire, prego. Allora, partiamo dal presupposto che mi spiace questa esperienza tenga conto che ogni amministrazione è una cosa a sé stante. Io dico sempre facilitatore perché quando viene nominato un amministratore di sostegno c'è un mandato che è dato dal giudice tutelare. L'amministratore di sostegno risponde al giudice tutelare, collabora con i parenti, però non è tenuto a rendere conto ai parenti del patrimonio, anzi se lo facesse andrebbe a violare una tutela della privacy e della riservatezza. Il rapporto è tra il giudice tutelare e l'amministratore di sostegno, con un rapporto privilegiato laddove è possibile averlo con l'amministratore. Ma quei tempi che ci sono, mi scusi avvocato Villanova, sa che corro ma purtroppo funziona così perché il tempo è tiranno. Mi spiace di non essere così sintetico. Avvocato, ma ogni quanto l'avvocato di sostegno può confrontarsi con questo giudice tutelare? Perché non è mica così semplice poi. Allora tenga conto che i confronti con il giudice tutelare sono il più delle volte cartacei, nel senso che l'amministratore di sostegno tutte le volte che ha qualche problema, tutte le volte che ha qualcosa che esula l'ordinaria amministrazione, anche perché vorrei chiarire una questione, l'amministratore di sostegno non è un dominus del patrimonio altrui, ha dei limiti operativi che normalmente sono nell'ambito del valore mensile delle entrate della persona, che devono servire per pagare l'assistenza, le bollette, le badanti, se c'è bisogno di un'assistenza H24. Se ci sono delle questioni che riguardano ingresso in casa di riposo, cambio della casa di riposo, necessità di modificare il piano di assistenza, l'amministratore di sostegno per la straordinaria amministrazione fa normalmente una richiesta che depositiamo tramite un canale telematico e a seconda del giudice tutelare può esserci una risposta che ci arriva nell'arco delle 48 ore o altre situazioni possono anche dilungarsi. Ma allora mi scusi avvocato, può essere anche, adesso non perché voglio tornare su quello che ha detto Gianni con la telefonata, che è a discrezione questo incontro anche con questo giudice tutelare, una certa sensibilità da parte sia dell'amministratore di sostegno che del giudice tutelare, perché qui ho paura, avvocato Villanova, ma è un mio pensiero avvocato Villanova, che si faccia sempre un grande minestrone, si mette dentro di tutto e di più e la fragilità poi è quella che ne paga le conseguenze per una serie di problemi che ha detto lei, perché ci vogliono tante cose, ci vuole un supporto psicologico da parte anche dell'avvocato, dell'amministratore di sostegno, quasi sempre sono avvocati che mi risulta, quasi sempre, o qualche parente, ma difficilmente. Ma questa fragilità non riesce a capire, non può difendersi contro una burocrazia, contro una non sensibilità. E cosa succede? Che si cambiano amministratori di sostegno, ma l'ha detto anche Gianni, poi il punto rimane sempre quello. Ecco, io faccio fatica a capire come arrivare, come ha detto anche Rinaldo, velocemente alla fragilità. Come la posso aiutare? La posso aiutare solo con l'avvocato di sostegno e il giudice tutelare, oppure dovrebbe esserci un qualcosa di più vicino a questa creatura che non può difendersi, non ha voce, perché il giudice guarda quello che scrive l'amministratore di sostegno, il cartaceo, gli scontrini, quello che produce. Ecco, no, faccio fatica a capire, mi scusi avvocato, allora, ma è una sensazione che ho. Partiamo da un presupposto che in primo luogo l'amministrazione di sostegno, proprio perché è qualcosa che un vestito fatto su misura per la persona da tutelare, dovrebbe, laddove possibile, rimanere nell'ambito familiare.
quindi dovrebbe esserci la disponibilità del figlio, della figlia, del marito, della moglie, di una parente, che eviti di portare in piazza il problema del proprio congiunto. Purtroppo spesso ci sono dei conflitti tra amministrato e figli, tra amministrato e parenti, oppure tra i figli tra di loro, perché possono avere delle visioni completamente distinte o opposte per quello che è il bene del proprio congiunto. E qui interviene l'amministratore di sostegno. Poi ci sono diversi modi di operare. A Treviso normalmente gli amministratori di sostegno, avvocati che conosco, sono tutte persone che lo fanno col cuore. Siamo in una cittadina piccola, quindi il confronto è pressoché immediato. Allora, avvocato Villanova, mi scusi, ma c'è ancora Gianni. Siccome io cerco di dare la parola perché è difficile che il cittadino possa confrontarsi pubblicamente anche davanti alle telecamere, anche con le telefonate, con queste eccellenze che abbiamo, che sanno di cosa parliamo, perciò do anche spazio. È la prima volta che faccio due telefonate di seguito alla stessa persona, ma questa mattina vale la pena perché voi non avete idea cosa io ricevo di telefonate di persone veramente fragili. Prego Gianni. Scusate, l'intervento era un po' agitato prima. Comunque io faccio presente che siccome mia madre è stata trattata come male, io facevo rappresentante della sicurezza, ho sempre cercato di operare con segnalazioni, con email doppie, quindi all'assistente sociale e all'amministratore di sostegno, eccetera, quindi ho tutte le prove, però la pratica di mia madre è stata persino archiviata dal Tribunale di Venezia. E poi, quando è stata deliberata, cioè ho fatto delle richieste per avere accesso a questa pratica, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato di fronte al fatto che mia madre, se non fosse morta il 7 marzo, avrebbe dovuto, con l'intervento dei carabinieri, essere portata in casa di riposo, ok? Perché dicevano che la situazione della famiglia era problematica, perché arrivava sempre, mio fratello arrivava 5 volte al giorno anche, e faceva, purtroppo mia madre non lo voleva perché si sedeva là e faceva di tutto e di più. Ho segnalato la cosa all'amministratore di sostegno, non sono mai stato ascoltato, e se siamo arrivati ad una situazione del genere perché effettivamente qualsiasi amministratore di sostegno che abbiamo avuto ha seguito sempre quella rotaia, praticamente destinare gli anziani in casa di riposo, che così non avrebbero avuto nessun problema, ma non gli anziani, perché mia madre non voleva andare, ma l'amministratore di sostegno che avrebbe potuto solo gestire e basta. Abbiamo okay? capito Gianni, Scusate. adesso devo andare avanti, comunque sei stato molto chiaro. Ecco, purtroppo io sono dell'idea che si dovrebbe fare molto di più, intanto dovrebbero fare dei percorsi con i familiari per far capire cosa vuol dire amministratore di sostegno, perché viene fatto, perché i familiari non sanno niente. Questo dovrebbe essere un ruolo che dovrebbero fare i servizi sociali. Purtroppo sono in pochi, così si dice, non sempre sono competenti della materia, così si dice, ma io lo vedo tranquillamente, purtroppo, e non si va avanti. Non si va avanti, e a pagarne le spese sono le fragilità e poi dei familiari che dicono: ma cosa mi sta succedendo? Non riescono a capire, perché qualcuno non spiega, come noi cerchiamo invece di fare questa mattina. Allora, prima di dare la parola anche al Presidente Bartoli, sentire anche lui cosa ne pensa, devo andare assolutamente in pubblicità. Subito da Rossano Bartoli, Presidente Fondazione Lega del Filo d'Oro, che ci deve anche lasciare. Allora, Presidente Bartoli, ha sentito le telefonate, ha sentito l'avvocato, lei si occupa di fragilità, cosa vuole dire? Ma, voglio dire che sicuramente la figura dell'amministratore di sostegno è stata diciamo un bel passo in avanti, sono figure molto importanti, nel nostro caso con persone veramente fragili che spesso non sono nelle condizioni di comunicare, diventa una figura di riferimento fondamentale. Per questo, come Lega del Filo d'Oro, noi abbiamo e continuiamo ad organizzare degli incontri con le famiglie per spiegare l'importanza di avere l'amministratore di sostegno. Come diceva l'avvocato, spesso sono i stessi familiari che debbono essere naturalmente preparati, e magari noi diamo un supporto diciamo ulteriore, soprattutto per quanto riguarda adempimenti di natura burocratica.
Spesso le famiglie non ci sono più, per cui l'amministratore di sostegno diventa una figura fondamentale di riferimento per tutto ciò che serve e che occorre a questa persona che non è in grado di esprimersi e di comunicare con gli altri. Quindi è una figura assolutamente fondamentale. Credo, come mi sembra si stia dicendo anche nel corso della trasmissione, che comunque questo non toglie il lavoro delicato ma importante che deve essere svolto dai servizi sociali, perché i servizi sociali hanno l'obbligo di avere una situazione sotto controllo nel proprio territorio e l'obbligo di dare le indicazioni più adeguate ad una famiglia che spesso non è in grado da sola di sapere qual è la strada o quali sono le decisioni più importanti. Per cui sicuramente continuare a chiedere che ci sia una maggiore presenza del servizio sociale del comune, del distretto, credo che sia una richiesta legittima dove dobbiamo farci sentire. Questo va nella direzione ovviamente di tutelare nel miglior modo possibile le situazioni di fragilità. In particolare c'è anche un altro problema da non sottovalutare quando la persona ha la necessità di interventi chirurgici anche molto delicati, molto rischiosi, e qui sicuramente c'è l'assunzione di responsabilità che deve essere però fatta avendo piena conoscenza di quello che sono i doveri e i diritti da un lato di chi si presta a svolgere questa funzione di amministratore di sostegno. Devo dire che nella nostra esperienza, come diceva anche prima l'avvocato, le persone che si prestano sono persone che lo fanno con uno spirito diciamo di partecipazione anche sul piano personale molto, molto significativo. Va a loro merito perché non è un qualcosa di semplice e i telefoni, anche noi sappiamo cosa significa tenere un telefono H24 sempre acceso, ma questo è una necessità e quindi non ci possiamo diciamo, tirare indietro. Senta, Quindi Presidente Bartoli, prima di lasciarlo le faccio l'ultima domanda. Cos'è che la preoccupa di più in questo fine 2024? Ormai mancano pochi mesi. Cos'è che avrebbe voluto sentire da chi di dovere? Sto parlando dalla politica, sto parlando dagli amministratori, anche locali, regionali, che non c'è stato. Qual è la voce che non ha sentito, Presidente Bartoli? La voce l'ho sentita, forse non è così forte, cioè quando si parla di sostegno ai servizi sanitari, sociali e scolastici bisogna che diciamo ci siano poi le risorse necessarie, risorse che devono essere veramente sempre più importanti, perché è su questo che ci giochiamo diciamo la nostra coscienza, la nostra nozione di civiltà. Dobbiamo sicuramente fare molto di più per assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute, il diritto ai servizi di cui hanno bisogno. Allora ringraziamo il Presidente Rossano Bartoli, Presidente Fondazione Lega del Filo d'Oro, e vediamo anche il video che ci ha mandato per ricordare l'importanza di questa fondazione veramente fondamentale. Andiamo a vedere. Grazie Presidente Bartoli e buon lavoro. C'è un filo sottilissimo, talvolta quasi invisibile, che permette a chi non vede e non sente di restare in contatto con il mondo. È un filo prezioso a cui, oltre 60 anni fa, una donna sordocieca, tenace e visionaria, si è aggrappata con tutte le sue forze. Un filo a cui non ha voluto rinunciare, non solo per se stessa, ma per tutte le persone sordocieche come lei. Grazie alla sua caparbietà, al sostegno di un giovane sacerdote e all'aiuto di molti altri, è stata così fondata la Lega del Filo d'Oro, che celebra proprio quel legame, quel filo dell'amicizia e del buon cuore, che tutt'oggi permette a chi è in difficoltà di uscire dall'isolamento. Da quel lontano 1964, ogni vita che abbiamo toccato o appena sfiorato ci ha permesso di aprire uno spiraglio in più nel buio e nel silenzio. Negli
negli anni la nostra storia si è arricchita della storia di migliaia di persone che hanno condiviso con noi gioie e dolori, successi e delusioni, sorrisi e lacrime. Sono stati tanti gli amici, testimonial e sostenitori che abbiamo avuto accanto durante il cammino. Tanti i professionisti che con passione, competenza ed empatia hanno abbracciato la nostra missione per garantire alle persone sordocieche, pluriminorate psicosensoriali la maggiore autonomia possibile e il riconoscimento dei loro diritti. Insieme ai nostri ospiti riscopriamo ogni giorno la meraviglia racchiusa nelle piccole, grandi cose. Il profumo del mare, il calore del sole, il fresco formicolio dell'erba sotto i piedi. La forza d'animo che dimostrano bambini e adulti sordociechi, l'amore e la voglia di non arrendersi mai delle loro famiglie, pervadono da decenni le nostre strutture. Questo loro coraggio è stato ed è il carburante indispensabile per la realizzazione di grandi progetti, come quello più recente del nuovo centro nazionale a Osimo, nelle Marche, o l'apertura di nuovi centri residenziali e sedi territoriali in tutta Italia, per essere sempre più vicini a chi ne ha bisogno. La nostra storia è la storia di coloro che sfidano l'impossibile, che gettano il cuore oltre l'ostacolo, che hanno l'audacia di vedere e ascoltare oltre, non con gli occhi né con le orecchie, ma con il cuore. Avanti e buon coraggio, senza mai tirarsi indietro. È il motto che ci rappresenta da sempre. Stretto il nostro filo d'oro tra le mani, proseguiremo il cammino senza perderci mai. Io dico sempre, avvocato Villanova, che se non ci fossero queste fondazioni, queste associazioni, questo volontariato, io non so che fine avrebbero fatto molte fragilità. Ecco, continuano a non ascoltare questa voce, questo grido di dolore, e veramente siamo lontani anni luce su quello che potrebbe essere il vero aiuto. Ad esempio prima, durante il video che andava in onda del Filo d'Oro, si parlava con l'avvocato Villanova di portare queste persone magari a comunicare di più tra di loro, a conoscersi di più fra di loro. Quello che io cercavo di fare a Villa Margherita, via, hanno tolto anche Villa Margherita, Mirella fa troppe cose con la sua squadra, non va bene, dobbiamo farlo noi. Ecco, è un intrigo, perciò non si è più sentito niente. Pensate come siamo messi, nonostante che il sindaco dicesse non chiuderemo mai Villa Margherita, però dopo i fondi del PNRR che il sindaco aveva detto che dovevano essere messi su Villa Margherita per aiutare le fragilità, sono stati spostati da un'altra parte, hanno preferito sensibilizzare di più le comunità con la caserma Piave. Ecco, però io non trovo giusto, perché era stato fatto tanto lavoro, eravamo riusciti, avvocato, a mettere assieme i diversamente giovani con l'ISRA, ecco, il CONI per lo sport, il CIP con le fragilità, con tutto. E poi naturalmente quando cerchi di fare, e molti cercano di fare qualcosa di buono, capite bene che poi alla politica non interessa. La politica c'entra qualcosa, qualche numero, però almeno rispondere sì con una mail, semplicemente. Ecco, è questo che io non riesco a capire, avvocato, questo silenzio che poi può diventare anche un silenzio a senso, perché se non mi risponde io vado avanti e rimango. Forse c'è questa mancanza di rispetto anche nei confronti proprio delle fragilità, perché finché colpiscono la Mirella chi se ne frega, avvocato, anzi mi fa piacere, più paletti, più onore, ma colpiscono le fragilità. Non li posso più difendere, perché come faccio se mi tolgono la possibilità di aiutarli? Cosa dice, avvocato? Perché c'è questa miopia, questo non tenere in considerazione quella che è la realtà dell'associazione? Ma allora, qua bisognerebbe sentire i servizi sociali o gli assessori dei comuni. Io le dico che con molti assistenti sociali io ho un rapporto diretto. Sono persone che si prendono a cuore, che litigano con la propria amministrazione, perché poi in un periodo di crisi è sempre un problema di bilancio, soprattutto per i comuni piccoli. Avere delle situazioni di disagio significa dover aprire la borsa, fare i conti tra sistemare l'aiuola, l'illuminazione pubblica o pagare l'assistenza, che per persone disagiate può arrivare a 120 euro al giorno. Quindi
importi che sono sensibili, rilevanti e che costringono un attimo anche i comuni a fare delle scelte. Molto spesso alcuni assistenti sociali, pochissime grazie al cielo, si allineano su una linea precisa che è quella di evitare di spendere. Ce ne sono tante altre che invece cercano con fantasia, con estrosità, mettendosi anche di traverso con l'amministrazione di cui fanno parte, cercano di trovare una soluzione che sia adeguata alla persona. Un vestito su misura, perché vede, l'amministrazione di sostegno dovrebbe essere un vestito su misura, per cui nessuna procedura è uguale a un'altra. Io sono coperto dal segreto, quindi non posso dirle nomi e anche sulle situazioni devo tenere un riservo. Le posso dire che ci sono situazioni che vanno a 360 gradi, dall'anziano che vive solo e che ha avuto presenze più o meno strane che hanno cercato di insegnarsi in casa, dal disabile che viene, tra virgolette, preso di mira perché ci sono altre persone ancora più in difficoltà che cercano di vivere con la sua pensione. C'è la ragazza poco più che adolescente che è rimasta incinta e quindi si tratta di aiutare lei e il bambino a diventare madre la prima e famiglia l'insieme, cercando anche di superare le resistenze che ci possono essere in un ambiente piccolo che può anche vergognarsi. Vuol dire investire nella famiglia, però, avvocato, bisogna avere soldi per investire nella famiglia. Ma guardi, bisognerebbe avere, la politica dovrebbe reintrodurre un assessorato alla famiglia e metterlo al primo posto. Ci sono dei comuni, anche qua dell'Interland, che hanno sempre creato l'assessorato alla famiglia e hanno detto: signori, il punto di partenza è ricostruire questo nucleo di solidale, attento, di sostegno, perché allo stato attuale l'amministrazione di sostegno, come correttamente diceva il Presidente Filodoro, interviene laddove non ci sono risorse parentali. Ma tenga conto che nel protocollo la prima cosa che dobbiamo fare è primo sentire i servizi sociali che costituiscono il riferimento nel territorio, ma poi cercare di capire se ci sono delle risorse parentali, se ci sono dei fratelli, delle sorelle, delle persone che si mettono accanto e dire: noi non costituiamo delle risorse a pagamento, siamo dei volontari. A volte ci sono, e quando ci sono delle risorse parentali è una grossa soluzione per il beneficiario o la beneficiaria. Molto spesso queste risorse purtroppo non ci sono, per cui le persone... Però, avvocato, adesso vediamo però anche questo servizio, perché vorrei parlarne proprio con lei, perché si parla di fragilità. Andiamo a vedere cosa è successo a Padova, questa neonata. Ci sarà l'autopsia, andiamo a vedere, poi ne parliamo con l'avvocato Villanova. C'era acqua nei polmoni della bimba partorita e uccisa nel nightclub di Piove di Sacco. Sono questi i primi risultati che emergono dall'autopsia eseguita dall'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova. Nata viva e formata a 50 cm di lunghezza e 3,5 kg di peso, la morte della bambina sarebbe avvenuta in pochi istanti dopo che era stata tirata l'acqua dello sciacquone con la testa della piccola nel water. Che la causa del decesso fosse un annegamento, del resto, era già stato ipotizzato dai soccorritori del SUEM 118 che martedì mattina erano stati chiamati intorno alle 5 e al loro arrivo avevano trovato una scena difficile da raccontare con la bambina di fatto già morta. La mamma della bambina, Melissa Russo Machado, 29 anni, dopo l'interrogatorio di garanzia di giovedì durante il quale si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è adesso agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Cassano delle Murge in provincia di Bari, accusata di omicidio volontario aggravato. I primi risultati dell'autopsia escluderebbero il coinvolgimento di terzi nella morte della bambina, ma il medico ha 60 giorni di tempo per consegnare il fascicolo completo. Nel frattempo il serale è stato posto sotto sequestro con i gestori iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Un'inchiesta questa nata durante gli accertamenti eseguiti dai carabinieri nelle ore successive all'omicidio. Allora, avvocato Villanova, questo caso, l'altro caso di questo papà che sembra abusasse di questo neonato di 6 mesi all'interno addirittura dell'ospedale
Io sono dell'idea che manca un anello della catena. È un anello molto importante, a mio avviso, avvocato. È quello tra medico di famiglia, servizi sociali. Ma aggiungo di più, quando questo paziente o questa paziente è all'ospedale, nel momento che viene dimessa, se è una fragilità, si devono attivare subito i servizi sociali dell'ospedale, che al momento ci sono ma fra poco non ci saranno più, medico di famiglia, servizi sociali. Ecco, non c'è la catena che unisce questo o pochissimo. Come mai non si fa questo? Ma come si fa a sapere che c'è questa fragilità e nessuno segue, dopo vediamo quello che vediamo, cosa veramente fanno a queste creature che non possono difendersi e fanno del male a tutta la comunità, perché distruggono famiglie poi alla fine. Prego, avvocato. Guardi, io le dico per esperienza, quando ci sono ricoveri ospedalieri, è mia prassi, ma non perché me la sia inventata io, ma perché il protocollo lo prevede, è quello di prendere contatto immediatamente con la centrale operativa territoriale. Centrale operativa che costituisce una proiezione pro futuro di quello che può essere il piano assistenziale. Qui a Treviso in ospedale c'è un servizio di assistenti sociali e c'è in qualsiasi presidio ospedaliero, Castelfranco, Conegliano, Montebelluno, Derzo, Vittorio Veneto. Con gli operatori si possono verificare le situazioni di criticità, cercare di ottenere magari un ricovero in ospedali di comunità e come, non dico parcheggio, ma come sostegno per avviare un'emergenza sociale e per trovare delle soluzioni che possono essere l'assistenza domiciliare, far partire una presenza del SAD, altro acronimo del servizio di assistenza domiciliare, un diurno o nei casi in cui, mi spiace per quel signore che ha telefonato e dice ma si parcheggiano le persone in ospedale. Non è proprio così, ci sono delle situazioni di gravità talmente elevate. Casa di riposo, diceva lui, più che l'ospedale. Ma allora ci sono delle situazioni di gravità dove l'assistenza deve essere H24 di tipo ospedaliero e per quanto si voglia bene a una persona, io ho 2 genitori anziani, vivono in casa, sono autonomi e per me è sacro cercare di mantenere la persona nell'ambiente dove è sempre vissuto. Si arriva a un punto in cui l'assistenza di cui l'anziano o il giovane ha bisogno può essere erogata solo o in un ospedale o in una comunità e bisogna con questo prenderne conto, non è una misura di scaricare la persona o di alleviare il lavoro dell'amministratore di sostegno, ma di rendersi conto che a un certo punto ci vogliono delle forme di assistenza che solo o una struttura organizzata, o una comunità, o un ospedale, o una casa di riposo possono dare. Allora, io penso che abbiamo dato anche delle nozioni molto importanti per quanto riguarda il lavoro e il ruolo dell'amministratore di sostegno, perché le posso assicurare che tante persone a casa, e la telefonata di Gianni ha evidenziato quello che ho cercato di fare io, non conoscono. Bisogna lavorare sulle famiglie, bisogna creare un assessorato alla famiglia che segua veramente fare rete, soprattutto quello che ho detto io. Mi fa piacere che mi dia ragione, perché lei lo sa benissimo, avvocato, io seguo dei casi, uno in particolare che lei conosce, e sono molto preoccupata. Sono preoccupata perché da sole queste persone non possono difendersi e non possono neppure migliorare, fare una vita dignitosa, ne hanno tutto il diritto. Sono persone anche molto sensibili a volte, molto troppo sensibili, e purtroppo la vita è fatta di tanti problemi e di tanti lupi mannari. Ci sono delle persone che purtroppo si sono trovate a essere sconfitte dalla vita, ma persone che hanno delle sensibilità, dei passati, dei background di tutto rispetto e che potrebbero essere valorizzati, ma magari si sono scontrati. Posso parlare di un caso, persona che ha vissuto per anni assieme a una signora senza essere sposato, ma considerandola proprio, si considerava marito e moglie. Alla morte di questa persona per un tumore non ha fatto... Devo interrompere perché abbiamo Gianfranco Valeri in linea, mi cade la linea, devo andare in pubblicità perché ho anche forato. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno avvocato. Avvocato, io sono un pensionato anziano
quando sento che non ci sono i soldi per le fragilità, non ci sono i soldi, ha detto lei che i comuni chiedono a destra e a sinistra per tappare i buchi sulle strade che sono pericoli, le strade messe in disagio e tutto, ma mi sembra di vivere in un altro mondo, perché ecco, le ripeto, io sono pensionato e anziano. Quando hanno inventato il 110, io ho capito subito che era una bufala, una voragine. Si immagini quanti soldi che si poteva recuperare soltanto, lo Stato è una famiglia. Avvocato, se lei le sue entrate non so, sono 10.000 euro, ma lei ne vuole spendere 15 e li butta via magari e ha le scarpe rotte e va a fare un'altra cosa, è sempre uguale. E poi hanno inventato anche il PNRR. Si immagini, avvocato, che sa chi vengono penalizzati sono i comuni piccoli perché non hanno le strutture per preparare sui bandi, tutto così. I comuni grossi hanno fatto da padroni anche là. Viviamo in un mondo un po' diverso, secondo me. Volevo il suo parere, buongiorno e grazie. Buon lavoro, Grazie Gianfranco Valeri, veloce. Risposta che purtroppo la dobbiamo fare breve. Guardi, purtroppo torno sempre a dire, bisogna rimettere la famiglia, il disabile, la persona umana al centro della nostra amministrazione. E qui bisogna rivedere anche tutta una serie di scelte, perché se facciamo famiglia, se portiamo la persona al centro della nostra attenzione, possiamo pensare al nostro futuro. Se no, la vedo dura, ma in un momento immediatamente successivo. Il problema è che qualcuno dovrebbe pensarci e magari invece non ci pensa, stanno pensando a altre cose e adesso sono tutti in campagna elettorale, perciò per le fragilità è veramente un dramma in molte situazioni. Perché vede, avvocato, l'ultima cosa che voglio dirle, io non devo essere fortunato ad avere l'avvocato Enrico Villanova o avere il sindaco che mi segue o l'assessore sociale, io devo avere quello che mi aspetta di diritto. E questa è una cosa invece che non avviene purtroppo, perché è una questione proprio di sensibilità nei servizi sociali, nell'amministratore di sostegno e nel giudice tutelare. Grazie all'avvocato Enrico Villanova. Pubblicità. Altri due graditissimi ospiti. Abbiamo collegata da Padova la professoressa Anna Maria Cattelan, primario di malattie infettive all'azienda ospedaliera Università di Padova. Grazie professoressa, mi scusi se l'ho fatta attendere, ma purtroppo questi amministratori di sostegno che non sappiamo mai niente, è giusto anche capire qualcosa. E saluto anche Don Marco Gazzelli, poi dirà lui perché ha cambiato parrocchia, Don Mauro ha cambiato completamente, parrocchia. Però partirei subito, grazie Don Mauro, dalla professoressa Anna Maria Cattelan. Allora professoressa, queste malattie infettive, la paura di molti genitori di fare i vaccini ai loro piccoli, anche grandi purtroppo, ecco, com'è dal suo osservatorio la situazione, professoressa? Beh, intanto grazie e buongiorno a tutti, è un piacere essere qua. Allora, direi che dal mio osservatorio la raccomandazione migliore e maggiore è proprio quella di vaccinarsi, nel senso che adesso stiamo assistendo progressivamente a un aumento delle sindromi respiratorie, che non vuol dire virus influenzale e basta, che ha iniziato comunque a farsi presente anche in Italia, ma vuol dire anche tanti altri patogeni delle vie respiratorie. Parlo di virus, degli adenovirus, dei rinovirus, dei metapneumonie, dei parainfluenzali, quindi di tutta una serie di altri virus che possono comunque circolare in questo momento. Quello che possiamo fare, che raccomando, è proprio di fare la vaccinazione. I vaccini sono disponibili in tutti i distretti sanitari, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, negli ospedali, e la campagna ovviamente è già iniziata. Per cui vanno sicuramente vaccinate le persone con più di 60 anni, i bambini piccoli dai 6 mesi ai 6 anni, ma ricordiamo, e poi tutte le persone con patologie croniche, i pazienti fragili e anche le donne in gravidanza o in puerperio, ma ricordiamo che la vaccinazione comunque può essere fatta da tutte le persone, perché più ci vacciniamo, più proteggiamo anche le persone
fragili dal poter venire a contatto con questo virus. Allora, professoressa Cattelan, abbiamo visto anche ieri qui a Treviso la giornata ecologica. Io quello che vorrei chiedere, ma servono veramente o c'è un inquinamento che ormai ha superato l'asticella e si fa la giornata ma alla fine si respira sempre male, specialmente chi già nasce con certe patologie? Com'è la situazione, professoressa Cattelan? Ma l'aria purtroppo è un'aria inquinata. Poi ovviamente abbiamo delle oscillazioni che dipendono dal tipo di clima, quindi quando piove eccetera dopo la pioggia abbiamo dei periodi in cui l'aria insomma è in qualche maniera più pulita da pollini, ma anche da batteri, da virus, e quindi possiamo respirare meglio. Ma poi ci sono altri periodi magari anche privi di piogge, con tanti gas di scarico che circolano, che ovviamente non fanno altro che peggiorare l'aria e determinano così una irritazione delle alte vie respiratorie che a loro volta favorisce l'ingresso dei virus e dei batteri. E allora però c'è qualcuno che i conti non ce li dice giusti, nel senso fra poco si avvicinerà anche il periodo dei falò. Qui abbiamo anche Don Gazelli, Don Mauro, perché io volevo parlare con lei proprio di questo, nel senso che vale di più tenere in piedi una tradizione o vale di più respirare meglio? Perché sappiamo benissimo che noi non abbiamo solo un falò, ne abbiamo tantissimi, perché ogni sindaco, se può, si fa il suo, piccolo o grande, ma se lo fa perché vuol dire visibilità. E dov'è che ti fregano, dottoressa? Ma le persone vogliono questo rito, vogliono socializzare, piuttosto di bruciare una tradizione è meglio bruciare un paese. Questo è il famoso detto Don. Dottoressa Cattelan, visto che bisogna fare prevenzione, partiamo prima, visto che siamo a novembre. Cosa direbbe a queste persone che hanno telefonato? No, Mirella, il falò si deve fare assolutamente, anzi in certi posti lo fanno enorme perché è la tradizione. Ecco, ma il momento che stiamo vivendo con quello che sentiamo, non è il momento di riflettere e di ascoltare le persone competenti come lei questa mattina, professoressa, che ti dicono guardate che non è che vada così bene questa aria. Noi siamo anche in Valpadana, poi oltretutto ha tutto da dire. Prego, professoressa. Beh sì, grazie. Direi che io non sono proprio la persona più adatta, nel senso che io non conosco bene la composizione dell'aria, non sono, come dire, una fisica o comunque una persona che segue l'andamento delle polveri, dei batteri, eccetera, all'interno degli ambienti. Però posso dire che effettivamente meno occasioni abbiamo per peggiorare il nostro ambiente, meglio facciamo la nostra salute. Poi ovvio che i falò piacciono a tutti, anche a me personalmente, non lo nego. Diciamo, cerchiamo di essere ragionevoli e di capire qual è il bene migliore per noi e per la nostra comunità. Allora, un'altra cosa, dottoressa, che vorrei sentire con lei, questi bambini che hanno questa bronchiolite, questi problemini e che forse qualcuno li sta sottovalutando e molti mi dicono, ecco, anche pediatri parlano, Mirella, perché forse viene sottovalutata la cosa e il numero di bambini che hanno questo problema. Prego, professoressa Cattelan. Sì, la bronchiolite è una patologia parecchio impegnativa, soprattutto nei bambini piccoli, perché è una patologia che dà appunto fame d'aria, può dare proprio di stress respiratorio, quindi una patologia che talvolta richiede anche l'ospedalizzazione di questi piccoli bambini. Ricordiamo che abbiamo anche la possibilità di avere un vaccino per la bronchiolite correlata al virus respiratorio sinciziale, quindi questa è un'altra opportunità
che da qualche anno possiamo mettere a disposizione, che invito caldamente quindi a portare i bambini a fare la vaccinazione qualora ce ne sia la necessità. Poi i pediatri, sia i pediatri di libera scelta, quindi del territorio, sia i pediatri ospedalieri, sono molto attenti a questo tipo di patologia e quindi offrono sicuramente la vaccinazione a tutti i bimbi, come del resto viene offerta anche alle persone anziane e ai fragili. Allora, io ho avuto ospite diverse volte il professor Silvio Garattini, il quale è molto preoccupato per l'uso di farmaci, soprattutto antibiotici. E l'altro giorno parlavo proprio con una mia amica, ha detto: adesso vado a casa, do un po' di antibiotico al mio bambino perché ha un po' di alterazione, perciò vado a casa. E ho detto: ma sei fuori o cosa mi stai dicendo? Cioè, io non sono un medico, ma che tu vada a casa e decidi solo di dare antibiotico a tuo figlio, mi sembra che tu sei fuori di testa completamente. Ecco, questo fai da te anche da parte di certi genitori, tanto vado su internet, imparo, oppure l'ho avanzato per l'altro figlio, lo do anche a questo. Ecco, anche questo fai da te, questo sapere tutto, tutti sono diventati medici, tutti fanno tutto, tanto ho letto, me l'ha detto, il passaparola. Qui dobbiamo invece iniziare ad ascoltare le persone che sanno quello che dicono, che hanno studiato la materia. Prego, professoressa, no, perché veramente... cioè, vabbè che il mondo dei cretini è sempre in auge e ce ne sono anche tantissimi, però dobbiamo anche iniziare a parlare di queste cose. Prego, professoressa. Sì, beh, direi che ha colto proprio nel segno, perché purtroppo noi siamo abituati ad utilizzare l'antibiotico come fosse un salvavita in ogni situazione. L'antibiotico invece va utilizzato con estrema parsimonia e teniamo presente che la maggior parte delle febbri, delle sindromi respiratorie che noi abbiamo adesso in autunno e inverno sono di origine virale. Quindi dare l'antibiotico non solo non fa niente, ma addirittura fa male perché ulteriormente debilita la persona e quindi le dà meno possibilità di recupero rapido. L'antibiotico va usato soltanto in caso di infezioni batteriche molto sospette ed accertate e va dato sotto la stretta sorveglianza medica. Non si può prendere l'antibiotico come si prende il paracetamolo, la tachipirina o comunque un antipiretico. Anche quelli devono essere presi in maniera corretta, però l'antibiotico assolutamente non può essere preso, non può essere assunto su propria iniziativa. Quindi direi che dobbiamo proprio perdere questa brutta abitudine che ormai è inveterata da tempo. Cos'è che la preoccupa di più, professoressa Cattelà, in questo momento? C'è qualcosa che vuole dire e che magari noi non sappiamo? Ecco, cos'è il problema che avete in questo momento anche all'interno degli ospedali, oltre alla sicurezza? È veramente un abbraccio da tutti noi, perché veramente siete delle persone meravigliose che sono là per curare, non per farci del male. Forse qualcuno non l'ha ancora capito questo, per salvarci anche la vita. Ecco, cos'è che la preoccupa di più in questo momento, professoressa Cattelà? Beh, dal mio punto di vista, che è un punto di vista, diciamo così, infettivologico, direi che bisogna veramente concentrarsi sulla prevenzione primaria, che invece piace poco. Non so perché, ma con il Covid, ad esempio, c'è stato un disinnamoramento nei confronti appunto della prevenzione primaria, quindi parlo soprattutto dei vaccini. Io vedo che anche i pazienti che vengono da noi, che pur sono persone fragili, che hanno problemi, che rispondono meno quindi anche alle terapie, sono sempre un po' reticenti, e questo mi preoccupa, come se il Covid, al posto di averci dato l'opportunità per un miglioramento e nei confronti della salute, nei confronti quindi del nostro approccio alla salute, alle malattie, ci ha proprio peggiorati, quindi quasi siamo diventati più scettici, abbiamo paura e vogliamo più spesso fare da sé, come se fare da sé risolvesse i problemi che abbiamo.
Allora, adesso vorrei sentire anche cosa ne pensa Don Mauro Gazzelli di quello che abbiamo detto, soprattutto Don Mauro, capire anche quando queste persone arrivano anche da lei cosa dicono, perché questi sono i temi che preoccupano, la salute, la guerra, la povertà, la solitudine. Ecco, in base anche a quello che ha sentito. Intanto Don Mauro, speriamo dove opera Don Mauro bene, che così capiscono a casa. Allora, partiamo. Allora, partiamo proprio, io riconfermo le mie posizioni anche pubbliche, scienza e fede, questo dialogo. Manca una riflessione anche nella Chiesa e nella società di come abbiamo vissuto il Covid, perché adesso nessuno di noi vuole fastidi, però sinceramente io che trovo come sacerdote ancora persone oggi che si ostinano nell'andare contro la scienza e come diceva questo fai da te, no? Contro in questo senso, so io. E con noi sacerdoti qualcuno vuole dire, come dire, la fede, sì, insomma Gesù mi guarisce, anch'io parlo di cristoterapia, ma cristoterapia vuol dire che tu a un certo punto ti metti nella volontà di Dio e la volontà di Dio, il regno dei cieli, passa anche attraverso le persone che tu oggi incontri. Quindi noi non possiamo andare contro una persona, come abbiamo appena sentito, che ha dedicato la sua vita e anche ha delle capacità particolari professionali nella ricerca scientifica e noi ancora ci sovrapponiamo alla ricerca e io ho ancora qualcuno, io sono pro-vax, ecco, rispetto chi è no-vax, ma non accetto che cosa? Che uno crei divisione, l'ho già detto, Satana vuol dire diaballo, il divisore. Io non posso dividermi perché mi metto contro, io con la fede non posso mettermi contro la scienza. Posso avere delle riserve, posso avere dei pareri, posso farmi delle domande, ma non ho diritto a mettermi contro. Oggi strumentalizziamo la fede, ancora adesso, per mettermi contro la scienza e questo non va bene, per cui non abbiamo coraggio. Adesso tiro fuori una verifica bomba. Quale? Andiamo a mettere in fila i dati. Chi causa di una fede ingenua, quindi non razionale, fede, ragione, dialogo, quanti anziani sono morti? Perché qualcuno gli ha detto il demonio, ti mettono dentro, la sparata più grande è che come i cani gli mettiamo dentro il microchip, con l'iniezione del vaccino noi mettiamo il microchip per avere in possesso in mano la gente. Ecco, io ho anziani che sono morti, perché abbiamo il coraggio di dirlo? Gente che è morta, gente che è morta. E poi quanti soldi ci è costato? Anche la Chiesa, le diocesi hanno dato soldi agli ospedali per aiutare la situazione del Covid. E quindi quando c'è costata certa gente che c'è finita dentro perché era senza vaccino alla struttura e mi ha messo in repertaglio anche i medici che lavoravano. Io so che hanno creato disagi ai medici perché uno vaccinato non ti creava disagio, ma uno non vaccinato ha creato problemi anche ai sanitari e questo non abbiamo il coraggio di dirlo. E ripeto, strumentalizziamo la fede perché la fede diventa un fai da te. Io uso Gesù mi vuole bene, Gesù fa, calma, Gesù ci salva, c'è una forza del cielo, i miracoli avvengono anche oggi, difatti la scienza a volte ci dice non so spiegare il fenomeno, questa persona è guarita, vero, ci sono anche oggi delle grazie che Dio fa, però le grazie non le decidiamo noi, allora tu prima collabora, aiutate che Dio ti aiuta, aiutate che Dio ti aiuta, ecco. Invece oggi come vanno dal medico curante, io ho letto in neomedicina, allora lei mi deve dare questo. E oggi anche da noi sacerdoti a volte fanno fatica di chiedere o si mettono contro. Difatti Papa Benedetto XVI, quando ha affrontato in Germania il dialogo fede e ragione, ha venuto fuori un polverone. E nella Chiesa ancora oggi, se tu affronti il tema fede e ragione, guerra impiantata. È guerra impiantata anche perché forse, e qua lo dico anche alla professoressa Cattelan, si è spiegato poco prima. Esatto. Cioè, invece di parlare, di far parlare le persone competenti, quando la politica, lo dico io professoressa, lei ecco, faccia pure il passo all'atto, quando la politica ha capito che forse era un cavallo da cavalcare perché avrebbe portato voti, si è messa a fare i medici, i ricercatori, scienziati, tutti avevano l'asso in tasca, tutti dicevano la sua. Alla fine quello che era a casa, già impaurito da quello che era avvenuto e i morti che succedevano, ha cominciato ad avere paura. E qua, Don Mauro, la paura è terribile,
Perché si ha paura di fare il vaccino, e questo è il problema, perché chissà cosa mi scatena. Poi io ho anche ricevuto, professoressa Cattelan, telefonate di persone, mi sono fatte il vaccino, sono distrutta, ecco, o sono distrutto, cosa mi hanno fatto, cosa mi è successo, non riesco più a guarire. Capisce bene che questi messaggi arrivati alle fragilità a casa sono devastanti, questa è la verità. Se noi invece avessimo sentito le persone esperti, gli scienziati, ecco, ma quelli che sanno, perché anche là qualcuno ci ha marciato, purtroppo, lo dico io, professoressa, medici addirittura, medici. Io ho avuto una signora diversamente giovane, professoressa, che ha detto: il mio medico di base mi ha detto di non fare il vaccino, mi ha fatto solo l'antinfluenzale, l'altro non me l'ha fatto, se non me lo fa lui allora proprio non me lo faccio più, perché loro credono, hanno dei punti di riferimento importanti per loro. Capisce che è successo il caos, per fortuna che poi la ragione in molti di noi nella società ha funzionato, perché il numero di persone vaccinate è un numero molto elevato. Ecco, come commenta, professoressa Cattelan? Sì, sono perfettamente d'accordo. Purtroppo ci sono state troppe voci, magari anche voci discordanti, e quindi la persona che a casa sente, coglie quello che più si avvicina al proprio modo di essere, al proprio sentire. E credo che ovviamente di fronte all'emergenza sia anche difficile dire questo doveva essere fatto in un modo, questo in un altro, quindi si cercava di ognuno di dare il meglio di sé. Certo che probabilmente una informazione più magari fatta da poche persone estremamente competenti, che mantenessero la stessa linea durante tutta la fase pandemica, sarebbe stato di gran lunga migliore, come magari è successo anche in altri paesi. Io, dottoressa... Dobbiamo anche dire però, come ha detto lei, che alla fine in Italia c'è stata una grande partecipazione alla campagna vaccinale, quindi alla fine è prevalso il senso civico, anche personale, e quindi la volontà di proteggere se stessi e di proteggere anche gli altri, per cui alla fine dobbiamo anche dire che nonostante le grandi difficoltà oppure le singole persone anche nell'ambiente sanitario stesso che non si vaccinavano, che rifiutavano le cure eccetera, insomma sono stati una minoranza, e questo va detto e va ribadito, per cui credo e ho fiducia nella responsabilità del singolo, non solo in ambito sanitario ma in ambito generale, ecco, perché se perdiamo questo credo che ci resti ben poco. Allora, io ho un emporio solidale, professoressa, e nonostante, ecco, ci fosse questa tranquillità da una parte, dopo tutte queste persone vaccinate, non c'era più la paura, io ho sempre tenuto la mascherina e assolutamente il lavaggio delle mani. Questo io non l'ho mai smesso. Chi voleva lo faceva, sino alla borsa della spesa all'emporio non viene data. Funziona così perché siamo in tanti e la salute va tutelata assolutamente. Però molte persone adesso continuano a dirmi: ma Mirella, ancora la mascherina. Secondo lei faccio bene a far portare ancora la mascherina? Lavaggio delle mani non se ne parla, quello sempre, ma la mascherina o la posso togliere secondo lei? È un ambiente molto grande, anche arieggiato, professoressa, visto che non abbiamo riscaldamento, non abbiamo niente, c'è aria che passa sempre. Comunque, però vorrei un consiglio anche da lei, perché io ci tengo molto, sia le persone che vengono ma anche i volontari. Prego. Io dico che tutte le misure che possiamo mettere in campo per proteggerci vanno bene. La mascherina è una di queste, non è che dobbiamo usare la mascherina per proteggerci dal Covid o perché abbiamo paura di prendere il Covid. La mascherina protegge da tantissimi altri virus respiratori come da altri batteri, per cui quando siamo in ambienti affollati, in ambienti dove circolano persone di ogni tipo, sia i piccoli che i grandi, sia i malati che i sani, eccetera, la mascherina è un senso anche
è un senso di rispetto nei confronti di tutti, quindi credo che possa essere tranquillamente ancora utilizzata. Io non sono una persona che ama mettere degli obblighi, nel senso che preferisco che una persona capisca, si responsabilizzi e in base alla propria responsabilità agisca di conseguenza. Però in alcuni ambienti credo che se non si mettono delle regole non si raggiunge l'obiettivo, per cui ben venga la mascherina. Grazie professoressa Cattelan, perciò mercoledì farò capire loro, perché noi parliamo molto, non è che diciamo mettiti la batterina e basta, spieghiamo appunto che ci sono dei problemi perché siamo proprio in tante persone, molte anche che vanno e vengono anche da paesi anche lontani, perciò capisce bene che io sono molto preoccupata e cerco di mettere la massima sicurezza. Professoressa Cattelan, prima di lasciarci, perché so che lei fra poco deve andare via, giustamente la ringrazio anche per essere stata qui e mettere a disposizione il suo tempo per informare. Cosa vorrebbe fare se dovesse fare un appello a Don Gazzelli? Cosa dovrebbe dire Don Gazzelli, che lei ci tiene molto per quanto riguarda la prevenzione, perché l'ha detto lei, ancora non entra molto questa parola, prevenire, vuol dire anche curare, prima però devi prevenire. Cosa vorrebbe dire a Don Mauro per far capire l'importanza della prevenzione? E lui fa le prediche, perciò può fare una bella predica sulla prevenzione, Don Mauro. Prego, professoressa. Ecco, ma veramente non vorrei spingermi oltre, però io credo che lui abbia a che fare con tutte le fasce di età, quindi con i giovani piuttosto che con gli anziani, e insisterei molto sulla popolazione giovanile per far capire l'importanza della prevenzione, non solo la prevenzione per l'influenza, non solo la prevenzione per il Covid, ma mi viene da dire la prevenzione per tutta una serie di altre patologie, di altre infezioni. Penso solo alle infezioni sessualmente trasmesse, ad esempio anche nei giovani, ma questo è un altro campo purtroppo in continua espansione. E comunque mi soffermerei proprio sull'importanza di dire che ciò che noi facciamo per noi stessi serve anche per gli altri, quindi è un atto, se vogliamo dirlo così, di amore nei confronti anche delle altre persone, dei propri cari, e non solo, quello di proteggerli da tutta una serie di infezioni per le quali esiste la possibilità di fare un vaccino che le previene. Grazie professoressa Cattelan, perché ha detto veramente una cosa molto importante: bisogna parlare ai giovani anche della pericolosità di queste malattie, non conoscono il loro corpo, non abbastanza, non si fa abbastanza conoscenza all'interno delle scuole, questo è molto grave. Parlare anche di sesso all'interno delle scuole non è facile, non è semplice, devi trovare il dirigente sensibile che capisca invece l'importanza di questi argomenti. A casa non se ne parla, a scuola non se ne parla, perciò il mio corpo è mio, faccio quello che voglio, tanto alla fine qualcuno mi curerà dopo, perché dicono così. Alzare l'asticella per questi ragazzini 13-14 anni, non si può neanche sentire una ragazzina che ha il fidanzato a 13 anni, cioè io lo trovo sconvolgente. Sono questi i messaggi che passano, il fidanzato a 13 anni, poi sentirò anche Don Mauro cosa si può dire, ma si può arrivare a tanto. Veramente sono un po' sconvolta, forse veramente l'assessorato alla famiglia dovrebbe essere obbligatorio, a mio avviso, proprio perché non ne veniamo fuori sino con questi bambini, perché sono bambini che non riescono a difendersi da soli, non sanno niente e pensano di saper tutto e non sanno assolutamente, specialmente del problema delle infezioni che possono arrivare da un momento all'altro. Pensate, ci sono ragazzini, diciottenni ragazzi, che girano col pannolone per l'uso delle droghe. Pensate, nessuno lo dice, questo lo dice la Mirella, perché ho avuto un esperto che l'ha detto, perché bruciati proprio il cervello a 18 anni. Però se nessuno spiega, quando escono dalle scuole, vorrei capire cosa trovano e poi li ritroviamo. Allora, professoressa, sentiamo l'ultima telefonata o ci saluta? Posso stare 2 o 3 minuti ancora in più? Allora dai. accontentiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella.
buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, volevo dire che dopo il Covid è successo anche il sfogo di Sant'Antonio e 4 parenti miei si sono ammalati di questo sfogo di Sant'Antonio, ma sapete quanto brutto è il sfogo di Sant'Antonio? Non sapete neanche cosa vuol dire. Insomma, dolori dappertutto, chiazze rosse, bruciori, dolori. È una cosa spaventosa dopo il Covid. E ora dopo hanno fatto un vaccino per il fuoco di Sant'Antonio. E adesso è tutto quieto, nessuno ne parla più. Però ci vorrebbe anche adesso, che si proteggano tanti, perché quando vanno a mangiare la pizza in un ristorante che è colmo di gente, sapete che cosa fanno? Tutti incalcati là, uno che starnutisce, quell'altro qua, quell'altro là, e si prendono. Grazie Mirella, molto chiara, ha sentito, professoressa, ha fatto bene a farla aspettare, gliel'ho chiesto. Ecco, queste sono le telefonate, ecco, l'importanza di far capire. Prego, professoressa Cattelan, poi la saluto veramente. Sì, ma è giustissimo, abbiamo avuto una ripresa dell'herpes zoster o cosiddetto fuoco di Sant'Antonio in seguito al Covid. Perché? Perché il Covid è un'infezione virale che determina a sua volta una debilitazione generale, quindi le persone magari non più giovani possono andare incontro allo sviluppo di altre infezioni e l'herpes zoster è una di queste, cioè si riattiva quando c'è un po' una depressione del sistema immunitario. Ha detto bene la signora, c'è un vaccino per l'herpes zoster. Il vaccino esiste da molto tempo, però da un paio d'anni abbiamo a disposizione un nuovo vaccino molto più efficace, molto più attivo anche nella prevenzione delle complicanze dell'herpes zoster, cioè la nevralgia post-erpetica. E quindi, come il vaccino dell'influenza, anche questo è raccomandato nelle persone che non sono più giovani, nelle persone che hanno patologie croniche e quindi va assolutamente somministrato. Grazie, veramente grazie. Salutiamo la professoressa Anna Maria Cattelan, primario in malattie infettive all'azienda ospedaliera Università di Padova, di essere stata con noi e di averci dato. Ogni mattina noi andiamo a scuola e anche questa mattina siamo andati a scuola, vede Don Mauro, con la professoressa Anna Maria Cattelan. Grazie professoressa e buon lavoro veramente. Grazie. Grazie a voi, vi saluto e buona continuazione. Grazie. Allora Don Mauro, dopo quello che ha sentito anche Mirella D'Ariese, ecco, questi diversamente giovani che chiedono, che vogliono capire, sapere, che si fanno delle domande, bisogna sempre trovare qualcuno però che risponde e questo delle volte è anche il loro prete, che sono ormai preti resi anche a pochi, suore non ve ne parliamo, medici di famiglia anche, per fortuna che ci sono come Don Mauro, ecco, questi preti invece che sanno ascoltare. Prego. Allora, io voglio citare, prima dei dentisti, prevenire è meglio che curare, viene la frase di San Giovanni Bosco, il metodo preventivo salesiano, prevenire è meglio che recuperare. Il metodo preventivo salesiano, anche oggi nelle università salesiane c'è chi fa la tesi di laurea. Quindi cosa vuol dire? Prevenire è meglio che recuperare. Quindi la prevenzione oggi va fatta in tutto, nelle idee morali, nelle regole e anche tutto il discorso sanitario, perché poi non recuperi più da certe conseguenze. E quindi, un'altra cosa, l'altro giorno ho trovato una infermiera che lavora dove ci sono i traumi neurologici, neurologia, e ho chiesto come va con la situazione dei giovani, dico, quanti giovani hai lì vittime degli incidenti? Mi fa incidenti e tutti quelli giovani di 18 anni vittime dell'abuso delle sostanze. E quindi giovani che oggi celebrano lesi dalle conseguenze, vedete qua, prevenire è meglio che recuperare, quindi oggi non è che dobbiamo fare, infatti Don Bosco era contro il metodo repressivo, reprimi solo se ti tocca, non deve essere un metodo, quindi al posto della repressione prevenire è meglio che recuperare, però nella prevenzione tu devi scuotere e fare anche paura alla coscienza, perché un giovane che è massimo delle forze, come dicevi tu Mirella, non ha la percezione del pericolo, non si rende conto che si sta schiantando, non solo come sti fine settimana che muoiono i giovani sulle strade, ma si schianta anche con le idee, quindi l'abuso di sostanze tanto a me nulla danneggia. Quanti tumori, leucemie,
tumori, le ragazze tumori all'utero, perché nonostante la prevenzione, perché c'è un disordine di abitudini e qui non abbiamo il coraggio di scuotere e far paura ai nostri giovani. A un bambino piccolo che ha imparato a camminare, se tu non gli fai paura, va sotto la macchina, lui pensa di camminare dove vuole. E i nostri adolescenti o giovani sono uguali. Ecco, prevenire è meglio che recuperare, a tutte le età poi questo. Don Mauro, quello che però traspare è che nonostante questa informazione anche molto tosta, qualcuno non ascolta. Esatto. Allora lei proviene da una parrocchia, adesso ha cambiato casacca, no, ha cambiato parrocchia, non ha cambiato casacca, ha cambiato parrocchia, però viene da una realtà Cessalto dove che i morti veramente hanno fatto dei numeri importanti anche l'altro giorno, perché si continua a correre, si continua a non rispettare quelle che sono le regole che tu dovresti avere quando esci di casa. Queste macchine sempre più potenti, ecco, questi mezzi che ci sono, anche questi strumenti per salvare la vita, ma solo chi ha la possibilità di avere i soldi se li può permettere e gli altri non ce li hanno. Noi stiamo facendo, partiremo, anzi dico quasi sicuramente domenica, poi vi dirò dove e come, per fare questa raccolta di firme per cercare di far sì che l'airbag sulle motociclette diventa obbligatorio, perché ci sono troppi morti, ecco, meno incidenti delle macchine ma più morti, perciò visto che c'è questo strumento si potrebbe anche agire, però il problema sono sempre i soldi. Ecco, per le cose utili i soldi non si trovano mai, per quelle che non servono, qui vediamo per le guerre, i soldi ce ne sono sempre tantissima. Secondo lei qual è la visione che deve avere la politica in un momento così terribile dove siamo veramente in bilico, perché ecco, ci sono dei personaggi che non riescono a capire che se distruggi le fragilità, esatto, le fragilità che non hanno nessuna colpa, distruggi quello che la storia avrebbe dovuto insegnare, non ha insegnato, e soprattutto questi beni meravigliosi che non ritorneranno più, ma soprattutto le fragilità che non possono neppure scappare a volte. Prego. Io ieri ho fatto la memoria con il sindaco del nuovo comune dove sono adesso, di Godega di Sant'Urbano, quindi ho 3 parrocchie, Godega, Bibano, Pianzano, e lì nell'omaggio con il sindaco Paolo Aguzzo ho fatto anche questa riflessione. Andiamo a vedere i registri nostri, durante la seconda guerra mondiale non morivano così tanti giovani nei nostri comuni neanche sotto le armi. Perché tra quelli che mi muoiono perché non rispettano le regole o alle 2 alle 3 di mattina devono correre, anche là non ci sono orari e regole anche nello stile di vita, oltre che non rispettare le regole, no? Così, perché uno è 2 o 3 di mattina per forza che ha un colpo di sonno e insomma così. Quindi, ripeto, tra gli incidenti e i tumori, le malattie che i giovani oggi si portano avanti causa di abusi, di utilizzo, di dipendenza dalle sostanze, noi oggi abbiamo pochi nati, Europa vecchia, e quei pochi giovani che abbiamo in Italia e in Europa, ecco, sono giovani che, ripeto, neanche sotto le armi abbiamo una strage del genere, e questo non abbiamo il coraggio di dirlo. Oggi perdiamo i giovani per il benessere, perché stanno troppo bene, ci sono troppi soldi, troppe possibilità economiche, distruggere una macchina, se si salva poi danno un'altra, tutti hanno in tasca i 60 euro, 70 euro a fine settimana e quindi sostanze, anche qua adesso siamo abituati all'uso delle canne, ma il problema non è, cioè il problema è poi uno cosa fa, dove va con la macchina, no? E quindi vogliamo liberalizzare tutto e quindi queste forme di liberalizzare tutto, togliamo tutte le regole. Oggi siamo peggio che sotto la prima, seconda e terza guerra mondiale. Antonio da Gaiarine, poi continuiamo. Vai Antonio. Antonio? Non sento Antonio. Niente, prego. È collegato Antonio? Mi senti? Niente, vabbè. Antonio si vede che è la prima volta che chiama, dicono che è collegato ma non riesce a sentire magari. Allora, ecco, questa cosa comporta però che io non rispetto le regole, me ne frego, tanto è vero, guardate cosa è successo con gli autovelox,
Ecco, la dice tutta, io faccio quello che voglio, non è giusto andare a 50 all'ora, non riesco. Che dopo sia da rivedere la segnaletica, perché come ha detto il nostro Gigi Pirolo, che ha detto non si può andare a 50, poi 70, poi 50, poi 90, poi 70 a distanza ridotta. Ma ad esempio, non ho mai capito le strisce pedonali appena esci dalla rotonda. Ah sì, appunto. In semicurva. Tampinano. E come faccio? Sì, anche qui da rivedere un attimo il modo. Il modo. Ecco, ma questo fai da te, queste regole che non vengono rispettate, tutti hanno fretta, si alzano all'ultimo momento, poi trovano l'intoppo, allora bisogna sorpassare. Ecco. Mirella, qualsiasi filosofo contemporaneo ci darebbe questa risposta, perché oggi c'è solo l'io. Abbiamo ucciso, disintegrato il noi collettivo, non c'è più il noi comunità. Quindi io, se rispetto le regole, era perché non veniva prima io, veniva prima, non devo uccidere Mirella se corro per strada. Oggi invece è tutto rovesciato, io, quindi io sono la regola, io faccio quello che voglio, la libertà è mia, me la gestisco io, e quindi abbiamo distrutto il noi, e quindi oggi siamo, il Covid ha dimostrato, una società che impazzisce perché non ha le regole, una società senza regole, quindi è impazzita, una scheggia impazzita, perché c'è solo io, e il noi non c'è più. Abbiamo ucciso il noi. Ma chi è che ha ucciso il noi? Io dico sempre, Don Mauro, che noi siamo sempre stati un paese, non parlo del mio tempo, un paese accogliente, è un paese generoso, di immigrati, un paese che sa cosa vuol dire la miseria, basta sentire se ci sono ancora vivi i nostri centenari, perché ce ne sono ancora con la testa buona, ecco cosa hanno passato, cosa hanno visto. Eppure mi ritrovo proprio con i diversamente giovani che il diverso lo vedono in maniera proprio brutta. Il diverso è uno spacciatore, il diverso è uno stupratore, il diverso fa paura. Perché siamo arrivati a questo? Mentre una volta il diverso aveva sempre il colore della pelle diversa, non parlava la nostra lingua, era poverissimo, eppure era accolto in maniera diversa. Adesso si dice non possiamo accogliere tutti, poi vediamo queste navi che partono per andare in Albania su questo residence, così dicono qualcuno, altri dicono che è una prigione, e poi abbiamo queste bande che arrivano, che avete visto cosa è successo a DHL, avete visto cosa hanno fatto, erano in 15, pensate, che indisturbati arrivano, prelevano tutto, bruciano i paesi, autostrade e se ne vanno tranquillamente. E allora c'è qualcosa che non torna, cioè rincorriamo il disperato che non ha neanche gli occhi da piangere e lasciamo libero quello che viene a fare del male. Non riesco a capire come funziona. Me lo spiega lei, Don Mauro, perché io faccio fatica. Allora, faccio l'esempio fresco, mi è capitato tempo fa. C'è un bambino che risponde male a un adulto, a un anziano, manca di rispetto. C'è una nonna, la nonna mi dice me ne vado, benissimo, dico ma guardi, dico a questa nonna, finché io non ho qui davanti la mamma, io non ci credo. Ma come, lei non crede a me? No, io credo a lei, ma finché, insomma, per farvela breve, io ho dato anche un regalo a questo bambino. Sto ragazzino attualmente quando mi vede mi adora. Tempo fa ho visto la mamma a malapena buongiorno, buonasera, non mi ha chiesto come va mio figlio e cosa è successo. Quindi oggi rischiamo che fin da piccoli, ripeto, c'è qualcuno che ci toglie tutti i fastidi e quindi siamo talmente immaturi nell'affrontare i fastidi, le regole, che alla fine ci isoliamo, ecco poi le solitudini di ogni genere, cioè ci scontriamo contro un muro di gomma, dove questo muro di gomma facciamo di tutto perché bisogna tenerlo di gomma, no? E invece dietro la gomma c'è sempre un muro, cioè, dobbiamo pensarci prima, no? Ripeto, abbiamo paura del confronto e abbiamo paura della verità, non cerchiamo più la verità nelle cose. E quindi cadiamo e poi ci stiamo già facendo del male. Il problema è che continuiamo a ostinarci e poi quello che riguarda me, la tentazione del maligno, a me non capiterà mai. E invece capita. Ma questa paura che
veramente sta aumentando la paura, adesso ci sono anche questi furti, ho paura di uscire di casa, la paura regna sovrana. È proprio così o c'è qualcuno che ci marcia su questa paura perché non mette a disposizione la sicurezza dei cittadini? Per quello ho fatto il paragone dei disperati, dove sono stati spesi tantissimi milioni, non so se va bene, se non va bene, ognuno fa le proprie riflessioni. Anche da capire. Però dopo quando vedo queste bande che arrivano, che distruggono veramente nell'assoluta indifferenza, perché non ci sono gli strumenti, almeno al momento, per fermarli, e poi il cittadino ha paura di andare anche a messa. È grave che nell'era delle tecnologie tu parla con qualsiasi comune, ti dice costano troppo le manutenzioni alle telecamere, quindi noi abbiamo le telecamere con dei fondi della provincia o della regione arrivati 15 anni fa, abbiamo messo le telecamere, adesso non funzionano. Come non funzionano? Perché costa troppo metterle in funzione, o peggio ancora non abbiamo il personale in comune, può essere anche uno della polizia locale, che non sa gestire la strumentazione, perché risparmiamo e abbiamo dipendenti anche statali che non sono competenti, non sono aggiornati, se noi facciamo fare i corsi di aggiornamento come in qualsiasi azienda. E quindi è gravissimo che davanti a una banca, ad esempio, non c'è un impianto di telecamere che funziona, o nelle rotonde dei nostri paesi. Io obbligherei anche davanti alle chiese, perché la chiesa fa anche un servizio pubblico. Quindi per la sicurezza, chiamali cittadini o parrocchiani, le stesse persone, collettività o parrocchiani, le stesse persone, quindi per la collettività, per i parrocchiani, le telecamere all'ingresso dei parcheggi, della chiesa, della scuola, del comune, di una scuola paritaria, deve essere obbligatorio uno stile. Abbiamo Maurizio da Conselve, ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno a Don Mauro, se non ho sbagliato nome. No, giusto. Ok, allora niente, state parlando di argomenti interessantissimi. Allora, per quanto riguarda il discorso sulle strade, padre, che lei parlava prima sulle strisce pedonali, stendiamo un velo pietoso, per il semplice fatto che ormai siamo arrivati a un punto che bisogna avere 1000 per gli attraversamenti, tu guardi a destra, a sinistra e rischi, se naturalmente il tuo occhio sbaglia a guardare, c'è già la persona che è davanti a te, quindi non so se mi sono specificato. Insomma, bisogna stare attenti, avere 1000 occhi anche per gli altri. Bene, per quanto riguarda quel fatto che è successo a Verona, padre, io purtroppo mi schiero dalla parte del poliziotto, semplicemente perché le forze dell'ordine sono al servizio della società. Attenzione a quello che sto dicendo. Mirella, mi assumo tutte le responsabilità. La polizia dello Stato è al servizio della società, quindi siamo noi giustamente che paghiamo i poliziotti, ok? Bene, perché naturalmente ci tutelino tutto quanto. Il poliziotto si è automaticamente tutelato quando ha visto questo signorino, non voglio chiamarlo in un'altra maniera, ok? Che si stava avventando addosso per colpirlo. Esatto. Ok? Ecco, quindi allora qui bisogna cercare un attimino di capire e di schierarsi dalla parte del poliziotto, perché loro stanno lavorando, sono in servizio, ok? Ecco, e quindi ne sentiamo di tutti i colori, che vengono aggrediti, che vengono malmenati e tutto quanto. Ma allora io dico, un poliziotto che lavora deve rischiare o deve andare a casa sano? Questo voglio dire. Ecco, datemi voi una risposta. Mirella, ti saluto, buona giornata. Grazie Maurizio, e buona giornata anche al padre. Allora Don Mauro risponde a Maurizio. Mi viene in mente una data, adesso vi faccio un po' tremare, 1968. Lì c'erano delle idee che potevano essere effettivamente anche di futuro. Oggi però abbiamo sposato certe idee del sessantottine, dove abbiamo eliminato i ruoli. Quindi se tu non riconosci che ci sono dei ruoli, come diceva
tu adesso per telefono dicevi bene, tolti i ruoli educativi non c'è più rispetto per nessuno. Ad esempio, tu anche prima di andare a votare dicevi questa persona cosa sa fare, che titoli di studio ha. Tu oggi vai a votare un politico e dici questo è come me e allora lo voto perché lo sento vicino a me. No, tu devi dire questa persona che competenze ha per assumersi un impegno, una responsabilità, e quindi noi oggi non abbiamo più questa chiarezza dei ruoli. Tu devi rispettare la divisa, tu devi rispettare il ruolo. Anche noi sacerdoti a volte confondiamo un conto l'umiltà evangelica e un conto una persona che anche come sacerdote è maleducata. Dico guardi, lei io rispetto, però attenzione, dobbiamo anche rispettarci, se no è finito il dialogo, se non c'è rispetto. È che oggi, ripeto, abbiamo tolto i ruoli. E quindi, non essendoci più ruoli, prendiamo a pugni il medico. A me hanno sempre insegnato che anche se un insegnante sbagliava, tu dovevi salvare il ruolo. Dopo al limite, ma oggi, ripeto, la legge del Far West, e quindi nel Far West facciamo fuori il medico, l'infermiera, la segretaria, il vigile, e quindi anche i carabinieri oggi cosa fanno? Il ragazzino che mi pesta la scarpa. Appunto, e questa gente, le forze dell'ordine, si trovano con meno autorità. Non è autoritarismo, è stile hitleriano. No, un conto è Hitler, autoritarismo, un conto è l'autorità competente. Ma oggi accettiamo che ci sono delle autorità competenti nella Chiesa, nelle forze dell'ordine, forze militari. A livello politico il sindaco è un'autorità, punto. È inutile, no, ma perché la destra e la sinistra? Il sindaco è un'autorità civile. Io chiederei un questionario, voglio vedere che risposte ci danno. Dobbiamo riconoscere le autorità. Dopo, se la persona non svolge bene il suo compito, sarà giudicata, ma secondo il suo ruolo, non giudicata perché mi sta antipatica. E cosa c'entra? Allora bisogna dare la parola a Gianfranco Valeri perché vuole salutare il suo parroco. Ex ormai, non più suo. Ecco Gianfranco, stamattina sono buono, vi faccio fare 2 telefonate. Vai Gianfranco. Ciao. Sì, grazie Mirella, grazie mille, grazie per lo spazio. Non potevo non chiamare Don Mauro. Guardi, ho un'emozione quando l'ho visto che guardi, è indescrivibile. Ecco, la ringrazio per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità, per il periodo che ha fatto a Tessalto e il segno che ha lasciato a Tessalto. Speriamo che il suo successore continui nella sua linea e ci troveremo bene. Tanti auguri a lei per il suo nuovo incarico e tutto, e vedrà che farà sempre meglio. Ecco, grazie Don Mauro, grazie Mirella e buona giornata a tutti. Grazie Don Mauro. Allora, questo dimostra che se uno semina raccoglie, Don Mauro, bisogna dirlo perché funziona così. La gente capisce quando c'è una persona che ha cercato di dare, che ha dato, che è una persona per bene, una persona che ascolta. Perché mi sembra, Don Mauro, che qualcuno pensa che siamo tutti degli imbecilli, che ce la possono raccontare in lungo, in largo e in stretto e noi beviamo tutto. Purtroppo c'è anche una parte di quelle persone che si fidano, come ha detto lei, ecco, che pensano, è come me, avuto che non che creda, è come me, viene fuori da qua, sato, è nostro. Cosa vuol dire è nostro? Ecco, spieghiamo sta parola nostro, Padre nostro, che sei nei cieli. Allora, visto che abbiamo appena commemorato questo giorno molto importante, il giorno dei morti e dei santi, anche l'anno invertito, una volta erano feste diverse, adesso vabbè. Comunque cos'è il nostro? Cosa vuol dire nostro? Appunto, il nostro vuol dire, è quello che dice il Vangelo, l'umiltà. Io riconosco che c'è qualcosa di più grande di me. Io non sono grande perché sono da solo, sono grande perché c'è un nostro. Non so, Gesù Cristo dice sempre devo fare la volontà del Padre, eppure Gesù ci dice io e il Padre siamo una cosa sola. Però ecco, Gesù riconosce quel Padre nostro, ecco, Gesù l'autorità. È grande perché si appella, sono venuto a fare la volontà del Padre. Oggi siamo tutti orfani, non ci sentiamo più figli. È per questo che abbiamo perso il nostro. Tutti noi dobbiamo sentirci figli di qualcuno e la mia grandezza è perché sono figlio, cioè perché dipendo da qualcuno. Come dipendi da qualcuno? Non sei libero. Lo ripeto, siamo liberi se tu ti riconosci che dipendi da qualcuno.
ecco che tu servi una volontà più grande. Quindi se io mi candido in politica, noi dovremmo guardare, e anche nella Chiesa, se tu ti impegni per qualcosa di più grande di te. Ma oggi anche, questo, a parte la Mirella, questo, a volte i servizi mediatici adesso un po' da ring ci fanno perdere anche a volte una cattiva comunicazione, ecco, ci mette in che sembra che siamo qua tutti per far baruffa. E qui perché? Perché vogliamo far fuori quel nostro, no? Ognuno difende il suo, questo è mio, e invece no, c'è un nostro più grande di noi stessi. Difatti, chi di noi, nei nostri paeselli, ricorda l'insegnante che non si sposava, che era un po' accidella, così, no? Però lo faceva un senso, tutti ricordano l'insegnante. Beh, io ho conosciuto degli insegnanti anziani, figure straordinarie. I vecchi insegnanti del paese erano austere, però un cuore grande, erano severi, però un cuore grande, hanno insegnato a tutti, hanno fatto anche carità, hanno aiutato, e queste figure adesso nei nostri paesi ce le sogniamo, no? Allora, visto che Don Mauro rimane con noi, Don Mauro Gazzelli, ecco, c'è anche il suo papà qua seduto che lo segue sempre, lo salutiamo perché va un abbraccio anche da parte vostra a questa meraviglia che è la fortuna di avere Don Mauro, ecco, questi genitori stupendi, e adesso andiamo in pubblicità. Altro gradito ospite, Marco Turato, sindaco di Pederobba, che è rimasto con noi anche Don Mauro Gazzelli, perché noi dobbiamo parlare di comunità, dobbiamo socializzare, fare più comunità, dobbiamo aprirci di più come una volta. Quanto bello era una volta, ci si conosceva, ci si aiutava, ci salutava. Adesso abbiamo il mondo, abbiamo paura anche di uscire di casa, abbiamo di tutto e di più, eppure c'è una solitudine che fa impressione. E allora, io lo dicevo anche nella prima parte, io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco, quel prete, quel medico. Io devo avere, o quell'insegnante, quello che mi aspetta di diritto, sindaco. Se sono fragile devo essere aiutata, perché ci sono le competenze. Com'è dal suo punto di vista questa situazione con questa solitudine pazzesca? Diciamo che, parlavamo prima, il mondo del volontariato in questo caso fa la differenza, perché hanno la sensibilità e la voglia di aiutare il prossimo. Noi nel nostro piccolo abbiamo una realtà, si chiamano gli Amici di Ottorino, i quali si danno da fare per aiutare il prossimo, cercando anche di affrontare quelle fragilità importanti, ed è il trade union tra l'amministrazione comunale, che deve attivarsi in tal senso, e quel mondo del volontariato che è il filo conduttore attraverso il quale noi possiamo andare a contatto delle famiglie fragili, delle situazioni in difficoltà. Ecco, io penso che le associazioni all'interno delle comunità, le associazioni di volontariato, come in questo caso gli Amici di Torino, sono la nostra forza, è una forza determinante. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che ha portato il sindaco Turato per far capire il mondo del volontariato con i giovani, perché se tu le prendi per mano ci sono, ecco, non è che loro devono arrivare, siamo noi che dobbiamo andarli a prendere. Andiamo a vedere questo servizio giovani volontari camerieri. Luna, ma perché sei qua questa sera di sabato? Per dare una mano alla Proloco e stare in compagnia con i miei amici. Che tutti i miei amici sono qua e quindi per aiutare e stare in compagnia. Perché vieni qua? È un posto amichevole, mi sono trovato subito bene con tutti e ho deciso di ritornare. È un ambiente piacevole, amichevole. Amici ne hai anche in giro con la scuola da altre parti. Perché scegli proprio di venire qua? Ma anche perché aiutare appunto il comune è una cosa che mi piace e faccio volentieri. Voci della meglio gioventù di Pederobba. Giovanissimi che invece di andare in giro a picchiarsi, infrangere vetrine, a bullizzare i compagni, aiutano genitori e nonni in cucina, servono al banco, puliscono i tavoli e tutto senza chiedere nulla. Come sono questi ragazzi che vi affiancano? Beh, sono brave, si danno da fare, sì, sono attive tutte le domeniche, lasciano il ballo per venire qua a dare una mano alla Proloco. Insomma, i ragazzi non sono solamente bulli, gente che No, bisogna saperli anche prendere. Loro hanno anche uno scopo
A lungo termine, il presidente Primavera li porta a Gardaland, loro si divertono. Oltre centinaio i giovani che si sono alternati alla sagra, raddoppiati rispetto agli anni precedenti, segno che per far crescere i giovani nella comunità la formula Pederoba è un esempio vincente. Tu ci torni pure? Sì, è un'occasione molto bella per stare con le persone, per aiutare anche il paese, perché comunque oltre a stare a contatto con il pubblico conosci nuove persone e ti diverti. A parte la gita a Gardaland, sono stati loro a chiedere di far parte del gruppo, perché tengono, come noi, ad andare avanti e creare qualcosa di speciale. Così speciale che anche durante la gita premio dell'anno scorso sono stati un esempio. Siamo stati a Gardaland, ero preoccupato perché un gruppo di 50 ragazzi e 16enni mi preoccupava. Dico la verità, è stato così semplice gestirli che ci torneremo volentieri la prossima volta. Ma forse il vero premio è per la comunità, sentendo le motivazioni di questi giovani. Perché è un'occasione per stare con il pubblico e per noi giovani è un piacere stare a contatto con le persone e è sempre bello comunque stare in compagnia. Cosa digli a queste persone? Bisogna dirgli che non hanno capito niente dalla vita e che devono iniziare a lavorare, darsi a fare e venire a lavorare in pro loco. Grande, avete sentito? Don Mauro, come commentiamo questo servizio? Allora, o è stato bravo il sindaco e sta pro loco a dare spazio a questi giovani che ci sono, avete visto che ci sono, e sono arrivati perché sono andati a prenderli e li hanno portati là, questa è la verità. Prego, Don Mauro. Permetto che io credo nel lavoro della... No, fermo Don Mauro perché go Gabriele, se no mi casca la linea, per carità, da Mogliano, vai Gabriella. Gabriella? Buongiorno, Buongiorno. Allora mi volevo dire a Don Mauro, ma tutta questa gioventù che si trova da dire un verso e l'altro, ma non pensano che un giorno bisogna rendere conto a Gesù e al Padre come che si è comportati su sta terra? Allora, di essere grazie un po' più Gabriella. seri, di avere rispetto degli altri. Grazie Gabriella, l'abbiamo appena visto, ho ragione io, è passato il messaggio che siete tutti cattivi. Appunto. Allora, Don Mauro. E io premetto che rispetto molto la competenza psicologica o psichiatrica, però sì, ci vogliono parecchie sedute, io spero che mi crediate, io ve lo dico a gratis, non ve lo dico a 70 euro l'ora. Autostima. Gli adolescenti, un giovane, ha bisogno di crescere nella stima. Ecco, l'autostima cresce sperimentando te stesso, pensare una cosa prima, c'è un prima, un durante, farla, e poi sti ragazzi possono fare anche la gita, qui tu ti verifichi su quello che hai fatto, trovano soddisfazione a fare qualcosa per gli altri e qui cresce l'autostima. Se un ragazzo non ha autostima, butta via se stesso, diventa violento, farà la baby gang, farà tutta una serie di cose. Il problema è che siamo noi società che abbiamo fallito perché abbiamo diminuito le occasioni di autostima e qua pochi hanno coraggio di dirlo. Pochi sacerdoti chiudono gli oratori, non abbiamo più spazi di gestione con il volontariato, se non ci sono sindaci che ci credono a questo tutto viene distrutto e quindi dobbiamo tornare a creare autostima. Autostima vuol dire valorizzare il volontariato e questo lo impari fin da piccolo. Sindaco? Beh, guardi, Don Mauro ha detto giustamente che bisogna dare modo a questi ragazzi di rendersi importanti nella comunità, renderli partecipi nella vita della comunità. Noi abbiamo appena avviato una commissione delle politiche giovanili, coinvolgendo tutti gli under 20 e 25 perché possano essere parte integrante della vita comunitaria, dando spunto a un'amministrazione comunale, raccogliendo i bisogni dei giovani e anche attraverso le realtà importanti come sono le Proloco nei paesi, renderli partecipi della vita comunitaria, far in modo che siano parte integrante del loro paese. Andiamo a vedere allora questo gemellaggio che ha fatto il sindaco Turato. Andiamo in Brasile, andiamo a vedere. Almeno 50 vittime accertate, quasi 70 dispersi, città completamente sott'acqua, una furia che ha distrutto strade e ponti. È il bilancio provvisorio della devastante ondata di maltempo che ha colpito lo stato del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. Piogge torrenziali che non hanno risparmiato nemmeno la capitale, Porto Alegre, e città più defilate dell'entroterra come Garibaldi e Jacutinga, città gemellate con Conegliano e Pederoba e casa di moltissimi trevigiani. Estejam prontos
Siamo al lavoro con le squadre di soccorso, i cittadini sono stati allertati, in caso di pericolo imminente dovranno lasciare le loro case, racconta il sindaco in un video diffuso via social. Noi siamo gemellati da 15 anni con la città di Jacutinga, un paese che sostanzialmente è abitata da trevigiani, di conseguenza il nostro rapporto è diventato proprio stretto. Sono stati colpiti anche loro da questo tragico evento meteorologico che ha colpito non solo l'agricoltura ma anche le strade e le abitazioni. A Jacutinga i danni si concentrano nelle condizioni delle strade e dei raccolti. Le vie cittadine e i ponti sono in continuo monitoraggio per la paura che possano cedere. Poche case sono state allagate e non ci sono perdite umane, ma i fondi comunali non permettono di aiutare tutte le persone in difficoltà. Da Pederoba a Conegliano è scattata la macchina della solidarietà per le comunità colpite. Ci stiamo preparando con i sindaci del territorio per dare una risposta concreta a tutti voi, alle vostre famiglie. Per un grande saluto, un grande abbraccio a tutti voi, perché il cuore della Regione Veneto e della città di Conegliano batte accanto a voi. Sono in contatto costante con il sindaco Carlos Alberto Bordin, il quale mi sta aggiornando di giorno in giorno appunto la situazione che è tragica. Nei prossimi giorni apriremo un conto corrente dove chi vuole può fare una donazione, come lo faremo noi come amministrazione, per girarlo appunto alla comunità di Jacutinga. Questo fa molto riflettere. Prima abbiamo detto Don Mauro, però adesso vuole sentire anche il sindaco, la paura del diverso, la paura del colore, la paura della persona che non è nata qua. Però poi parte la solidarietà e la solidarietà aiuta il mondo, una solidarietà enorme nel mondo. Noi siamo in prima linea, specialmente anche il Nord, come solidarietà, ma soprattutto fa capire che quando c'è un'emergenza la gente non guarda più il colore, non guarda più il diverso, guarda la persona e di aiutare la persona. È così o sbaglio? E qui cosa abbiamo visto, Sindaco Turato? Beh, qua abbiamo visto i danni che ha provocato l'alluvione che ha colpito il Rio Grande do Sul in Brasile. Come dicevo appunto nel servizio, noi siamo gemellati appunto con un paese appunto di questa regione. E ne è dimostrazione il fatto che abbiamo raccolto diversi denari da inviare in quel luogo per poter aiutare le comunità locali che è una dimostrazione il fatto che quando, come diceva Mirella, appunto quando c'è da dare una mano siamo sempre pronti. Magari nel quotidiano diamo l'idea di essere individualisti, egoisti, però nel momento del bisogno ci siamo, l'abbiamo dimostrato nei secoli, penso, per cui questo è un orgoglio nostro, di noi veneti, della nostra cittadinanza. Ecco, un'altra cosa importante è vedere questi disastri. Noi abbiamo visto proprio l'altro giorno la Spagna, ma l'Emilia Romagna, la Sicilia, anche qui da noi, Don Mauro diceva la fragilità delle nostre colline, abbiamo visto. Ecco, lei cosa pensa in futuro? Cosa si deve fare? Perché qui bisognerà prendere dei provvedimenti, ma pur fare prevenzione, perché quando arriva l'acqua, non è che chieda permesso, posso entrare. Arriva, e se arriva in quella maniera non ce n'è proprio per nessuno. Soprattutto l'appello di non andare, per salvare la macchina, di andare sottoterra, non si va, lo continuano a dirlo, ma qualcuno non ascolta. È importante la macchina perché è un bene tuo prezioso, ma rischi la vita perché in un attimo succede il finimondo e non ce la fai a salvare. Quante informazioni bisogna fare, Sindaco Turato, e cosa prevede anche lei, come Sindaco di Pederoba, per fare prevenzione? Come si muoverà? Ma allora, due sono gli aspetti. La comunicazione, che è fondamentale con la cittadinanza, attraverso la tecnologia ci aiuta, per cui social, Facebook, Instagram, il servizio WhatsApp, comunicazioni SMS, allertare le persone, perché la protezione civile ovviamente quando è previsto un nubifragio ci avverte con le segnalazioni di conseguenza, e noi a nostra volta dobbiamo avvisare la gente dando quelle indicazioni che sono necessarie per salvaguardare innanzitutto la propria vita e quella degli altri.
Noi nel nostro piccolo siamo stati colpiti anche noi negli anni scorsi da nubifragi che hanno colpito soprattutto la frazione di Pederobba. Grazie a dei contributi che siamo riusciti ad intercettare abbiamo fatto una prima opera da quasi 1 milione di euro, adesso abbiamo un secondo stralcio da 1.700.000 euro, sempre attraverso contributo, che per una piccola frazione come il comune di Pederobba è tanta roba, e speriamo attraverso questo intervento di risolvere una volta per tutte la problematica dell'acqua nel nostro paese. Però rece alte, come si dice, e stare sempre attenti, perché lo dimostra anche a Valencia cosa è successo, è un disastro. Senta, Sindaco Turato, io dico sempre che i sindaci forse hanno un'arma incredibile che è il voto dei cittadini. I cittadini eleggono il sindaco, lei è il terzo mandato, sì, perciò vuol dire che ha seminato ed è stato premiato, perché abbiamo visto anche sindaci che sono andati a casa, che sì, non sono stati, perché la gente è attenta, come dicevo prima, ma soprattutto mi sembra che siete troppo tiepidi. Perché? Visto i problemi che ci sono, considerando che i sindaci sono gli unici in prima linea quando succedono le alluvioni, le catastrofi, li abbiamo visti soli, abbandonati, io i consorzi non li vedo, vedo il sindaco, poveretto, con sta divisa che non sa neanche da che parte girarsi perché non conosce, non tutti sono esperti di idraulica, tutto il resto è noia, qualcuno della protezione civile. Io mi domando, non è che siete troppo tiepidi? Perché voi avete dei referenti, lei fa parte della Lega, sì, mi sembra che la Lega sia il governo e sì, anche con tantissimi parlamentari, sì, che sono pagati da noi, sì, no, lo chiarisco perché qualcuno forse gli sfugge questo. Poi al governo c'è Fratelli d'Italia e anche là abbiamo sindaci e abbiamo anche Forza Italia e noi moderati, ma non vi ascoltano, perché io ho i sindaci che dicono non ci ascoltano, basta sentire anche le ultime dichiarazioni del sindaco Mario Conte con questi bilanci tagliati. Come mai non vi fate ascoltare? Perché voi avete un'arma importante, avete l'arma dei cittadini, siete in tantissimi e i numeri in politica fanno paura, però c'è qualcosa che non mi torna. Ma come, siete il governo e non siete ascoltati? Cioè il cittadino con chi se la deve prendere? No, prego. Beh, allora, come si dice sempre, no, piove, governo ladro. Io ho visto le immagini di ieri del re di Spagna che si è recato nelle zone alluvionate, è stato preso a fangate perché viva Dio la gente in qualche modo si deve sfogare con qualcuno e la responsabilità è nostra, di noi amministratori che siamo in prima linea. Noi cerchiamo di farci sentire, tant'è che come ha detto cerchiamo, avete sentito? Non siamo ascoltati, cerchiamo. Purtroppo bisogna essere più realisti, la coperta è corta, è inutile stare qua a girarci attorno, no? Per cui se la tiri da una parte manca dall'altra e di conseguenza magari le risorse finanziarie, perché di questo si parla e non di altro, di risorse finanziarie, si cerca di raccogliere più fondi possibili per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Ho fatto l'esempio prima dei contributi che abbiamo raccolto per fare gli interventi per quel che riguarda il sistema idraulico del mio paese. Ecco, attraverso questi contatti cerchiamo di dare risposte concrete alla cittadinanza. La coperta è corta e bisogna essere realisti, questo è il dramma del nostro paese. È un paese indebitato. Antonio da Padova, poi andiamo da Don Mauro, vai Antonio. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno anche ai suoi ospiti. Beh, dunque, io non vorrei tornare indietro nei miei tempi, negli anni 70, che belli che erano Mirella. Si andava a messa la domenica, metà chiesa era occupata da noi bambini, metà chiesa tutte le domeniche. Io parlerei anche col sacerdote. Al giorno d'oggi, adesso in chiesa, quando è che vai la domenica, ci sono 4-5 anziani. I bambini sono spariti tutti. Cioè, praticamente è il mondo che cambia, non è il mondo che cambia. È che purtroppo la nostra classe dirigenti, i nostri classi politici ci hanno rubato anche la soddisfazione di sposarsi, di crearsi una famiglia e di fare bambini. E lo vedo tutti i giorni. E praticamente si vede che cos'è che c'è in giro. Ma una volta io guardavo il telegiornale, dopo il telegiornale c'era il carosello, dopo il carosello c'erano 15 minuti di pubblicità
e dopo si andava a letto, insomma normale era. Adesso il carosello c'è ogni 10 minuti, tu guardi un film, ogni 10 minuti ci sono i caroselli. E cos'è che ti propongono? Creme per la bellezza, creme per la salute, e creme per i malaginocchi, o cellulari, ma una volta ci proponevano carrozzine, ciripà, latte in polvere, creme Mellin. E ricordate Chicco, dove c'è un bambino? Basta. Adesso cos'è che c'è dov'è la crescita? Quando tu, slogan, mi proponi tutte ste cavolate qua che non servono a niente per il progresso e per lo sviluppo. E questo cambia. E noi ci lamentiamo, ma ci lamentiamo per forza, non c'è più la voglia di creare famiglie. E mi dispiace dirlo, ma è proprio così. Vi ringrazio, buona giornata a tutti. Abbiamo sentito Antonio, noi siamo una TV privata, se non ci fosse la pubblicità tu la Mirella non la vedresti, neanche non telefoneresti, e sentire la tua voce e dare il tuo contributo, perciò benedetta la pubblicità, anzi meglio, perché sennò non si esiste, e io penso che ci sia televisione, dopo ognuno sceglie quello che vuole. Don Mauro. Volevo lanciare una provocazione anche al sindaco, perché 6-7 anni fa, allarme Livenza, l'acqua, così, era il 3 febbraio, giorno di San Biagio, patrono. E io ho tolto, ricordo bene, la messa della sera, ho fatto solo quella del 3 del pomeriggio, tra l'altro qui ragazzi, e così, perché c'era l'allerta di Livenza. Domanda, provocazione, ma se la protezione civile dà l'allarme che mi arriva un nubifragio, il dio denaro, io non ci credo che c'è il coraggio di fare un'ordinanza e di chiudere quel pomeriggio il centro commerciale. Perché qua è il problema, anche se noi diamo l'allarme, ma i centri commerciali sono aperti, la strage qua dell'acqua che ha fatto anche in Spagna, i più morti più grandi era dove c'erano i centri commerciali o la partita allo stadio, E quindi se io ho chiuso la chiesa e mi è saltata la messa perché era il giorno del patrono e avrei avuto sulle 350 persone a messa, io ho ridotto il rischio, ma il centro commerciale ha 3.000 macchine perché gente fuori. Sentiamo il sindaco come risponde. Importante domanda di Don Mauro: il business supera la sicurezza delle persone? No, non direi questo, perché ne è dimostrazione del fatto che storicamente, allora vado un po' indietro col tempo, il fatto del molinetto della Croda è stato un spartiacque. Questo è stato un spartiacque dove ha messo i comuni nelle condizioni di poter intervenire in maniera efficace quando ci sono degli eventi pubblici, perché viva Dio la sicurezza viene in primo luogo e di conseguenza agire in tal senso. Noi quando ci arrivano le allerte gialle, arancione, rossa, no? Quando già è arancione, se abbiamo degli eventi pubblici facciamo delle ordinanze di chiusura, perché è evidente che dobbiamo salvaguardare la vita dei nostri cittadini. Sulle attività commerciali private la cosa cambia, le cose cambiano, perché non abbiamo la possibilità di dire chiudiamo il negozio perché piove. Cioè il privato anche lui deve fare business e magari si arrabbia perché invece del nubifragio viene quella piccola grandinata. C'è anche qua tutto da discutere. Però sindaco, io penso che la sicurezza del territorio dovrebbe essere il primo posto. Noi abbiamo scienziati e ricercatori che lo dicono da anni, eppure qualcuno non ascolta. Non ascolta perché noi vediamo anche come siamo messi. Ho avuto anche il presidente Gerolimetto del consorzio di bonifica e gli ho detto: mi scusi presidente, ma sarebbe anche utile che voi magari 2 volte all'anno venisse a spiegare anche le bollette e quello che è stato fatto, perché va bene pagare, ma spiegami anche cosa faccio, anche perché mi sembra che questi consorzi siano anche pagati, non sono volontari, perciò è giusto che tu spieghi cosa viene fatto nel territorio. E devo dire la verità che il presidente Gerolimetto ha detto: sì, ha ragione Mirella, bisogna avere più trasparenza, perché è sempre facile passare il cerino al cittadino, è il cittadino che non pulisce, è il cittadino che deve prendersi cura, ma il cittadino paga,
paga e vorrebbe anche capire cosa paga e poi, come dice Don Mauro, anche spiegare a questo cittadino cosa vogliono dire certe posizioni che deve prendere il sindaco, ma, non so, tra l'unione e la fusione dei comuni, ma chi l'ha spiegato? I cittadini? Pochi, perché il sindaco aveva piacere di fare la sua scelta senza ascoltare magari il parere dei propri cittadini, perciò non informava a dovere. Oppure su tante cose, non le sembra che questi comitati di quartiere che una volta c'erano, dove c'era una cittadinanza attiva che diceva il bene e il male, poi stava al sindaco capire, ecco, a un certo punto hanno avuto paura dei no, questo non dovete farlo, e hanno tolto anche i comitati di quartiere che invece è una cittadinanza attiva, sono quelli che poi aiutano la comunità, o sbaglio, sindaco? Beh, se non ti arrabbi sbagli a metà. Vabbè, nel senso ci sto. Sì, nel senso che nel momento del bisogno, tornando al discorso di prima della solidarietà, vi assicuro che quando sono stato colpito come territorio da calamità naturali, i primi a muoversi non sono stati gli enti, ma sono stati i privati che avevano a disposizione la ruspa, il camion, i badili, e si sono messi in strada senza chiedere niente in cambio e hanno messo in ordine e in sicurezza il mio paese. Per cui, viva Dio, secondo me la differenza la fa sempre la solidarietà e la voglia di aiutare il prossimo. Ma questo avviene e lo dico sempre, che se non ci fosse il mondo del volontariato non so che fine avrebbero fatto le fragilità, perché il sindaco basta che alza il telefono e arrivano subito. Il problema è l'altro rovescio della medaglia, sindaco. Perché non mi informi su quello che fai? Perché non tieni in considerazione quello che anche io posso dirti e fare anche un'aggiunta a quello che tu sai? Perché avere questo protagonismo che poi non porta a niente, perché poi vediamo la situazione come ci troviamo? Eppure sono anni che lo dicono, sono anni che si sa che questo territorio è fragilissimo, che si sta sciogliendo come la neve al sole perché non sono stati fatti interventi a misura. Prego, sindaco. Beh, noi stiamo cercando di dare il meglio che possiamo in tal senso, attraverso gli interventi che dicevo. Il territorio è vasto, il territorio è delicato. Noi, il mio comune per esempio, è sotto la catena montuosa del Grappa, per cui capite bene quali sono le diversità di interventi che si debbono fare. Ricordo che abbiamo la fortuna di avere un servizio forestale che effettivamente è all'avanguardia, e assieme a Veneto Agricoltura fanno degli interventi in montagna che sono straordinari, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e anche dal punto di vista della visibilità, perché se venite a farvi una passeggiata nel Monfanare, nelle nostre montagne, vi accorgerete che chi di dovere gli interventi li fa. Delle volte manca quella trade union tra le realtà che hanno la responsabilità nel nostro territorio di fare quei interventi che sono necessari per la salvaguardia. Lei prima ha nominato un consorzio che per noi è di fondamentale importanza. Ci sono diversi momenti di confronto, però non bastano, bisogna agire. Lo abbiamo fatto espressamente. E spiegare. Lo abbiamo fatto espressamente anche con comuni limitrofi al mio, che dobbiamo intervenire in maniera efficace. Monica da Paese, ciao Monica. Monica? Non sento Monica. Ciao, eccola qua. Ciao. Pronto? Sì, prego. Pronto, sì. Ciao Michela, ciao a tutti i vostri ospiti. Volevo dire che oggi purtroppo stiamo tanto tempo sul telefono, sul tablet, sul computer. Il telefono, tipo i telefonini, purtroppo dentro su internet, c'è il telefono, poi c'è internet, c'è di tutto. Dentro tu apri su Facebook, c'è tutti i network di Facebook, e bisognerebbe guardare meno il telefono, andare più in natura, fare passeggiate, fare più attività naturali, perché il telefono appunto danneggia secondo me un po' la mente anche di questi ragazzi qua. Dovrebbe essere, sono bravi ragazzi come abbiamo visto nel servizio prima, però sono tanti ragazzi che si lasciano coinvolgere appunto dal telefonino, anche
non solo ragazzi, anche persone adulte vedo tanto che stanno tanto tempo su internet e fa riflettere questa cosa qua. Dovrebbero dare il buon esempio anche certi genitori, portare i bambini su un parco in natura, no? Lasciarli spiaccicare il telefono, il tablet e basta. Grazie Monica, devo correre, comunque sei stata molto chiara, condivido, penso anche Don Mauro e anche il sindaco con quello che ha detto Monica, dobbiamo coinvolgerli di più. Ecco, non solo la festività ma tutti i giorni, poi non è che studiano 8-10 ore al giorno sti ragazzi, perché devo studiare, calma. Calma, vediamo gli sportivi e anche i paralimpici cosa riescono a fare e hanno abbinato lo studio allo sport e là veramente un impegno forte, però sono felici perché c'è questa nogo tempo, nogo voglia, so stufo, go massa da studiare, sempre qualcosa per non fare. Io insegno ai miei ragazzi, fino a piccoli, quelli del catechismo, si confessano dicendo ho detto le parole proibite, sapete quali siamo? Uffa che rotta, dopo aspetta. No, le ripetiamo, no, troppo. Non si confessa, ho detto le parole proibite, basta. Cosa ha detto? Vuol dire che ha detto uffa che rotta, dopo aspetta. Sempre me. Tutte queste parole cosa vuol dire? La pigrizia. Allora, tutti i mezzi i comfort, tutte le tecnologie, attenzione, sono un potenziale, cellulare eccetera, però al rovescio della medaglia tutto ci porta alla pigrizia, perché è tutto basato per far meno fatica. Allora, se ci sono dei motivi ci sta, ma se no diventiamo indolenti. La pigrizia oggi fa strage in tutti gli ambiti, in tutti i settori. Allora, ecco che abbiamo bisogno di nuovo entusiasmo dove io faccio fatica e trovo la gioia. Allora, è quello che guarda a me il mistero della croce. Devo correre, Don Mauro, se no non ce la faccio. Vorrei che intervenisse anche il sindaco Turato. Abbiamo visto il sindaco di Valdobbiadene con queste passeggiate. Mai e poi mai, io l'ho avuto anche ospite, avrei immaginato di avere così tante persone. Ma soprattutto le interviste alle persone, stiamo bene, è bello stare assieme, forse visto il posto dove abita anche Turato e dove amministra una bella passeggiata, adesso con i maroni, con i castagni, anche se ne sa poco, con i bambini, con i diversamente giovani, fare gruppo perché la gente ha bisogno di quello, però da sola non ce la fa. Don Mauro ha bisogno di un generale, ha bisogno di una guida, di questa persona, perché dopo l'esercito c'è. Infatti il sindaco ha detto io non avrei mai immaginato una cosa del genere. Felici, contenti, prego sindaco. Sì, bello, ha dimostrato anche il servizio di prima, no? Tutti questi giorni che lavorano alle Proloco. Come dicevi tu benissimo, l'esercito c'è, basta saperlo coinvolgere e renderlo partecipe della vita comunitaria e farli sentire importanti, perché altrimenti, come diceva giustamente Don Mauro, stanno tutto il giorno con questo telefono in mano e da lì non si schiodono più. Ma secondo lei allora cosa bisognerebbe fare, sindaco? Perché non basta la sagra che dura 2 fine settimana, poi venerdì, sabato e domenica, per coinvolgere i giovani, perché noi dobbiamo andarli a prendere, loro sono stanchi della lezioncina in classe, siamo questi, facciamo questo. Allora sì, qualcuno dice no, serve, per carità servirà, ma loro vogliono essere intrigati, vogliono essere protagonisti, li abbiamo visti, loro vogliono sentirsi protagonisti, ma io lo dico tutte le mattine, possibile che non riescano a capire qualcuno di dovere, che basta andarli a prendere che ci sono? Sì. Prego sindaco. Allora, non bastano gli eventi, noi cerchiamo di creare eventi che riguardano tutte queste fasce d'età, no? Però faccio un esempio, noi abbiamo intrapreso una strada che durante il periodo estivo, quando sono a casa da scuola non hanno la scusa del dover studiare, abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama Ci sto a fare fatica. L'ho avuto anche ospite. È una cosa meravigliosa dove i nostri ragazzi si sentono importanti, dando un contributo reale e costruttivo alla realtà, sistemando... Sì, ma sindaco, ma non se poi ci sto a fare fatica, mi ne devo più sentire, cioè una volta ogni 6 mesi, cioè dove sei? È periodo estivo. Periodo estivo, cioè non ci siamo, cioè e adesso cosa fanno? Adesso noi cerchiamo... Ci sto a fare il pigro. No, allora, sono d'accordo con te sul fatto della pigrizia e con Don Mauro, perché è un dato di fatto reale che purtroppo attraverso quella scatola che abbiamo tutti in tasca abbiamo il mondo a portata di mano e di conseguenza i ragazzi, io vorrei spezzare una lancia a sfavore
di noi genitori, perché mi metto in mezzo anch'io, che alle volte perché i ragazzi non ci mettano i bastoni fra le ruote per la routine di ogni giorno, vediamo che il ragazzo è impegnato per cui noi possiamo andare avanti con le nostre cose, no? È l'errore anche nostro, sono anche i genitori responsabili del comportamento quotidiano dei loro figli, come sono le baby gang, la stessa cosa, siamo noi genitori che dobbiamo essere la scintilla della vita quotidiana dei nostri figli, altrimenti rimangono che noia, che barba, che noia. Ma d'altra parte non hanno niente altro, perché io mi domando anche cosa offriamo a questi ragazzini, perché tutto a pagamento, tutto costa, anche fare sport costa, abbiamo visto il calcio, benedetti gli oratori di una volta, ecco questi campi di allenamento che c'erano e che sono vuoti, qui chi ha piacere magari di occuparlo mettono i paletti, anche qualche prete che ha detto no, è vero, Don Mauro, abbiamo sentito sta storia, poi è intervenuto il vescovo e anche il prete che ha fatto marcia in io di volte se domandevo anche annoiati, ma se vuoi ascoltare bene o cosa. Ecco, come chiudiamo, Don Mauro? Che appello vuole fare questa mattina per chiudere? Ma l'appello è questo: abbiamo da che mondo è mondo bisogno di modelli positivi, quindi ad esempio i ragazzi non posso ammassarli in una struttura perché è oratorio, ma sono ammassati. Crea dei progetti assieme, non so, noi abbiamo le risorse ad esempio dei GREST, però giustamente d'estate un bel movimento di GREST e poi gli altri 9 mesi cosa fai? No, fermo, fino a luglio, agosto non che sei il vuoto assoluto. No, perché dobbiamo anche spiegarle, no? Fino a luglio, dopo agosto, basta. Zero. Quindi dico, noi abbiamo qualche campuscuola eventualmente in agosto, ma è poco. Ecco, poi tutti gli altri mesi dell'anno, effettivamente, fare dei progetti assieme, dove tu allora, la provocazione sarebbe, se un adulto, anche se ha lavoro, ha figli, capisco non è facile, ma se si fa un gruppetto di adulti e si decide come gestire un progetto dell'amministrazione, un oratorio, tu papà poi rivedrai diversamente anche tuo figlio, perché quando ti prendi cura degli altri è una risorsa anche per te, famiglia. Quindi famiglie che mi creano delle equip, delle famiglie che mi creano delle equip dove noi apriamo degli spazi e li gestiamo assieme, responsabilizzando i giovani. Sentiamo il sindaco Turato come commenta e siamo in chiusura fra poco. Beh, sono felice che Don Mauro abbia detto queste parole, perché partirà fra poco un lavoro assieme con la parrocchia di una frazione del mio paese, Onigo, dove con le politiche giovanili non solo i giovani frequenteranno il municipio, ma sarà un interscambio con l'oratorio, così possiamo avvicinare le famiglie e i giovani alla Chiesa e le famiglie e i giovani che frequentano la Chiesa avvicinare la vita amministrativa del nostro comune. Com'è andata questa festa bellissima di queste castagne? Cosa ha visto, Sindaco? Che numeri avete raggiunto? Beh, sono stati numeri sbalorditivi alla festa di Mauroni del Monfenera di Pederoba. Purtroppo il raccolto non è stato degli ottimi perché il tempo non è stato clemente. Sappiamo che il castagno non è una pianta che si può lavorare come la vite, dà il frutto che deve dare, però castagne ne abbiamo vendute, marroni ne abbiamo cotti, per cui ringrazio tutti i volontari che sono il fulcro del nostro territorio. È il fulcro del nostro territorio e prossimamente cosa ci sarà? Adesso affronteremo gli eventi natalizi e attraverso varie attività con la biblioteca, con le associazioni che si occupano di eventi che possono essere anche visti dal punto di vista turistico, per coinvolgere il maggior numero di persone nel nostro splendido territorio che è anche il Monte Grappa. È quella di socializzare, di unire le forze, ecco, bisogna fare squadra assieme anche a questi parroci che veramente ce la mettono tutti, io non so neanche come fanno perché siete veramente in poco, siete come i medici di famiglia, tanti numeri e pochi preti e appunto per fortuna ci sono i farmacisti, Don Mauro, che almeno ecco, i nostri diversamente giovani si rifugiano là. Come ci saluta Don Mauro? Beh, io vi saluto nel senso dicendo proprio non perdiamoci d'animo e dopo si dice la fantasia supera la realtà. Ecco, noi dobbiamo a volte dire che la realtà non è quello che vediamo, ma la realtà è qualcosa di più grande, ecco il valore della persona, quindi la realtà è segnata, è vissuta dalle persone, non esiste una realtà in sé. Quindi ecco, ringraziamo che c'è una realtà molto più grande delle brutte cose, c'è una realtà che merita fiducia, insomma, e questa è quella della realtà di noi uomini e donne.
È una realtà sempre più amara per queste fragilità. Io spero che qualcuno ascolti di più e cerchi di capire che non hanno tanto tempo di aspettare che qualcuno decida. Loro hanno bisogno di risposte immediate, Sindaco, perché basta parlare, in questo momento bisogna assolutamente agire. Parole ci sono dette tante, progetti ce ne sono tantissimi, basta a volte solo copiare, l'importante è agire, perché queste persone che sono queste creature meravigliose che noi abbiamo ancora la fortuna di avere vanno assolutamente protette, e proteggerle vuol dire investire su loro. Detto questo, saluto e ringrazio veramente Marco Turato, sindaco di Pederoba, grazie anche a Don Maurizio Gazzelli di essere stato con noi, grazie anche al suo papà che è qua che lo aspetta, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso al formaggio. L'Emmental è un formaggio a pasta dura. La caratteristica principale sono i grandi buchi. I buchi sono dovuti a delle sacche di gas di anidride carbonica che si formano naturalmente durante le fasi di maturazione del formaggio. Ingredienti per 4 persone: 300 g di riso, 150 g di Emmental, una mela, 2 cuori di sedano, 50 g di gherigli di noce, olio, sale, pepe. Tagliate a cubetti la mela e l'Emmental. A pezzetti il sedano con le sue foglie. E spezzettate i gherigli di noce. In una pentola lessate il riso al dente in abbondante acqua salata. Quando è pronto, scolatelo. Passatelo sotto l'acqua fredda per fermare la cottura e conditelo con 3 cucchiai di olio. Riunite in una terrina tutti gli ingredienti. Mescolateli con il riso. Aggiungete ancora un cucchiaio d'olio. Regolate il sale e il pepe. E mescolate. Tenete al fresco fino al momento di servire.
Buon appetito!